E anche questa mattina vi ho svegliato bene, sentite con quale musica vi sveglio, con che brani bellissimi del professore Giovanni Velo, questo maestro meraviglioso che insegnava in questa stupenda orchestra che avevamo. Dai 14 ai 22 anni è sparito tutto. Perché? Perché bisogna iniziare a capire che i ragazzi hanno bisogno di esempi buoni, di essere intrigati, di lasciarli anche sbagliare. E poi quando si rialzano però devono trovare qualcuno che li prenda per mano. Questo è il grande problema, perché da soli non ce la fanno. Specialmente quando escono da situazioni molto importanti, che può essere l'ospedale, che può essere la prigione, la casa di accoglienza, tante situazioni. Allora questa mattina ne parleremo col professor Giacomo Zanos, professore ordinario di chirurgia all'ULSS 2 di Treviso e Canfoncello, che è già stato ospite di Mireille, ma che ringrazio perché questo tempo è prezioso per noi tantissimo. E soprattutto vedo anche collegato il professor Gerardo Favaretto, Società Storia Psichiatria. Qua, professore, stiamo diventando tutti matti, cioè una volta dicevo vai al neuro, ecco fra poco la Mirella va al neuro, però non riesco più a capire chi ha ragione, chi ha torto, chi è ammalato, chi è pazzo, chi è sano, poi me lo spiegherà. E soprattutto questa solitudine che sconvolge le menti, a un certo punto se nessuno ti accoglie, come ho detto prima, e non capisce che all'interno della famiglia c'è un problema, non ne veniamo più fuori. Non c'è il dopo, non c'è il dopo ospedale, non c'è il dopo prigione, non c'è il dopo la casa di comunità, non c'è niente. E non c'è neanche il dopo scuola, ne ho parlato ieri con gli insegnanti e mi hanno dato ragione. Non c'è. Allora poi sentiamo cosa mi dice il professor Giacomo Zanos. L'ospedale, questi interventi meravigliosi che voi riuscite a fare, specialmente in diversamente giovani, a 90 anni, dopo 2 giorni, 3, anzi anche lo stesso giorno magari sono già seduti nel letto, questi fisici incredibili, che bisogna anche dirlo, ma soprattutto questa voglia di far capire che ce la possiamo fare se facciamo tutti squadra. Il problema è che dopo il grande intervento questa persona arriva a casa e va curata, va assistita. Però sento che tutti quanti quelli che sono ricoverati e che chiamano dicono: mai in ospedale sono stato coccolato, veramente ringraziano, perché questo è l'ospedale, gli ospedali quasi tutti, diciamo la verità, in particolare anche l'ULSS 2, perché dobbiamo anche dire che è un ospedale che è un fiore all'occhiello. Ecco, com'è la situazione, professor Zanos? Innanzitutto buongiorno Mirella, grazie per l'invito, sempre graditissimo, e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Allora, il tema ha sollevato un problema importantissimo che è quello dell'umanizzazione, l'umanizzazione delle cure. È una nostra mission, il nostro direttore generale, il dottor Benazzi, ce lo dice, che salutiamo, che sarà già al lavoro da ore, e ci dice sempre che dobbiamo tenere in grande considerazione l'aspetto proprio dell'umanizzazione, cioè come ci rivolgiamo poi noi ai pazienti, perché una cosa, ha detto bene, una cosa è l'intervento chirurgico, il grosso intervento, e noi siamo secondo o terzo ospedale del Veneto con casistiche importanti, chirurgia del fegato, chirurgia del pancreas e delle vie biliari, facciamo cose di grande impegno, però a questo aspetto tecnico deve poi far seguito alla gestione anche del paziente. Il paziente è fondamentale che venga in qualche modo coinvolto nel processo di cura, venga guidato. Noi oggi stiamo introducendo delle innovazioni dal punto di vista della gestione del malato, cioè li rimettiamo in piedi subito, come diceva lei bene prima, cioè già dal giorno dopo l'intervento li vogliamo in piedi, cerchiamo di rialimentarli, cioè si chiama progetto ERAS, e con questo velocizziamo il recupero del malato per poterli poi restituire presto a casa. Abbiamo poi delle difficoltà però in questo tipo di percorso, perché operiamo pazienti sempre più anziani, cioè oggigiorno aumenta l'età della popolazione e quindi noi comunque diamo una chance terapeutica a tutti. È giusto che quando un paziente ha una problematica, se è in condizioni per poter essere operato, lo facciamo. Oggigiorno abbiamo, e qui ringrazio sempre le istituzioni e la nostra USL per la tecnologia che ci è stata fornita e che ci consente di operare sostanzialmente qualunque paziente. Abbiamo anestesisti
bravissimi che poi seguono intraoperatoriamente nel post-operatorio i malati, quindi c'è veramente una squadra. L'ha citato lei prima, questo concetto, è una squadra che lavora, il chirurgo fa parte di questa squadra, ma oggigiorno ovviamente una squadra costa, abbiamo bisogno di risorse e lì ovviamente entriamo in un ambito complesso che è quello della gestione corretta, adeguata e della riallocazione di queste risorse. Qui subentra poi il problema della gestione del malato a casa, perché dicevo facciamo un grande intervento, facciamo un grosso intervento e dopo abbiamo bisogno di un supporto del paziente non solo all'interno dell'ospedale ma anche poi quando va a casa. E esistono quindi tutta una serie di problematiche che adesso dobbiamo cominciare a ripensare, perché probabilmente col Covid, il Covid ha dato un taglio secco, probabilmente ha fatto emergere il problema. Ci sarà prossimamente una nuova modalità di gestione della sanità, dei problemi sanitari e chirurgici in particolare, soprattutto col problema dell'anziano, il problema del recupero di questi pazienti che comunque operati devono poi essere riavviati alla vita normale, alla vita quotidiana. Allora, condivido tutto quello che ha detto. Il problema è che non abbiamo il supporto che dovremmo avere, visto il numero di associazioni, e professor Favaretto stia attento anche lei a quello che dico, perché è importante capire se ho ragione o torto e se si può andare avanti con questo mio progetto. Allora, noi abbiamo tantissime associazioni di volontariato, abbiamo un'unica pecca, che tutti facciamo tutto. Allora, facendo tutto poi non facciamo niente, perché troviamo l'anziano solo a casa, non riusciamo ad arrivare perché non conosciamo il nome e il cognome, di cosa ha bisogno. Se invece noi, e spero adesso che si vada a votare, facciano il nuovo presidente, gli assessori regionali, perché è là che devo battermi, è là, nel senso, capire chi sono le associazioni che ho nel territorio, ognuna di loro cosa fa, come può essermi utile. Allora ho bisogno che l'anziano, che magari è solo, qualcuno vada a prenderlo oppure lo porti a casa, già iniziare a fare un contatto con la persona che magari poi andrà qualche volta a portargli la spesa. Poi quando arriva a casa, chi è l'associazione che può telefonargli, dire come sta, cosa fa? Chi è l'associazione che ha i volontari che possono andare magari 2 o 3 volte alla settimana a vedere questo povero Cristo come sta, di cosa ha bisogno, essere la sentinella per poi avvisare magari il servizio sociale? Non si fa, non si fa. Allora io ho avuto un medico che mi ha detto: Mirella ha ragione, perché io ho avuto un colloquio proprio perché chiedevo aiuto di una persona che era completamente sola, diversamente giovane, c'era questa associazione e a un certo momento gli ho detto: guardi che io non ho bisogno della sua associazione perché lei non è quello che serve a me, non lo fa, l'ha detto lei, e allora di cosa parliamo? Vede professor Favaretto, mi sembra, mi dica lei, per questo vado fuori di testa, noi siamo fiore all'occhiello, il mondo del volontariato e che bravi, no, perché stanno emergendo le regine, i re, i principini, no, assolutamente no. Ecco, vogliamo capire, come ho detto sempre, continuo a dirle, di fare squadra. Anche voi dovete aiutarci a capire, però dovete sapere anche avere un elenco, chi chiamare, basta uno chiamare, poi gli altri facciamo rete e ci chiamiamo a vicenda. Non succede, perciò il professor Zanus fa un bellissimo intervento, il professor Favaretto studia questa psiche, ecco, questa persona che poi va a casa e ha bisogno, e questo si trova da solo. E adesso chi mi cura, chi mi fa? Professor Favaretto, non è che c'è qualcosa che non va in tutto questo ambaradan che ho cercato di spiegare velocemente, ma a casa hanno capito benissimo e sono convinta che mi danno anche ragione, perché parlo a nome loro. Perché non si fa squadra? Eppure siamo in tanti, ognuno si occupa di qualcosa, però vuole fare tutto, la borsa, il telefono. Prego, Favaretto. Intanto buongiorno anche a lei Mirella e buongiorno al suo ospite e a tutti gli ascoltatori.
Io non sono un referente istituzionale, quindi non è che posso parlare a nome o dire cosa fanno le istituzioni, nel senso che il mio rapporto con le istituzioni è cessato qualche anno fa. La questione che pone è una questione fondamentale, ne abbiamo parlato anche altre volte, nel senso che la domanda che ci sta sotto è: cosa vuol dire tutelare la salute? Cosa vuol dire tutelare la salute nella comunità? Perché questa è la domanda che ci dobbiamo fare davvero. Giustamente Mirella dice chi è che risponde ai bisogni. Io aggiungerei la domanda anche: chi definisce quali sono i bisogni, no? Chi definisce quali sono le necessità? Perché definire quelle che sono necessità significa anche definire le priorità, cioè è più importante fare questo invece che quest'altro, perché giustamente si evita per esempio di fare cose che magari o non sono richieste o non sono necessarie o che interessano più a chi le fa che a chi le riceve, e credo che su questo sia molto importante cominciare a fare ordine rispetto a quello che è appunto l'intervento della salute nella comunità, della salute nel territorio, insomma, che è una delle cose che almeno da un punto di vista giuridico, delle leggi, insomma, ormai da qualche anno si cerca di stressare, investire più risorse sul territorio, perché il concetto di salute è un concetto, come dire, globalmente, complessivamente applicato alla vita della persona. La salute è fatta sicuramente degli interventi nelle situazioni di emergenza, sicuramente è fatta di quelle necessità intensive alle quali risponde l'ospedale, ma poi la salute è fatta dalla qualità della vita che noi possiamo dare alle persone, no? E questo credo che sia la cosa a cui lei accennava. Credo che non sia mai abbastanza sottolineare appunto il ruolo del fare rete, del fare gruppo, del consolidare le relazioni, del parlarsi. Ci sono tutta una serie di soggetti, no? Le istituzioni, le ULS, la regione, insomma chi in qualche maniera organizza ed è responsabile della erogazione della sanità pubblica, ma ci sono anche tanti soggetti nel territorio, non solo il volontariato. Ci sono i soggetti del terzo settore, no? Tutte le persone che si occupano di assistenza, di sociale, tutte le cooperative, anche queste sono una risorsa se utilizzate nella maniera adeguata. Ci sono i comuni, ci sono però anche i cittadini, il fatto dell'assunzione della responsabilità rispetto alla propria salute, no? I cittadini non possono essere passivi, no? Dei ricevitori passivi di prestazione, ma devono essere anche coloro che partecipano in qualche maniera, anche con loro proposte, con loro richieste. Per questo sottolineavo quella che è l'importanza del riconoscimento dei bisogni, cioè che si dica sì, queste cose, per esempio che una persona sia sola è o non è un problema? Dal mio punto di vista lo è, perché la solitudine è un fattore di rischio per la qualità della vita e per la salute della persona molto importante. Che questa persona sia giovane, vecchia, quello che volete, ma la solitudine è sempre un problema, quindi il non essere soli potrebbe essere un bisogno, certamente non è un bisogno sanitario in senso stretto, ma è un bisogno socio-sanitario, sicuramente lo è, e questi sono, tanto per fare un esempio, proprio per imparare dalla storia anche, no? Io ho naturalmente sempre in mente la storia dei manicomi, di certi modi di lavorare, no? Che si basavano sul fatto di isolare la persona dal contesto. Questo non funzionava, segregava le persone e non permetteva né a loro né alle loro famiglie, insomma, di poter ottenere quello che potevano ottenere dalla loro vita. Allora, professor Favaretto, lei lo sa, io con lei mi sono incontrata quando lei dirigeva anche un settore molto delicato del sociale per un caso veramente di estrema solitudine, di una persona diversamente giovane e diversamente agile. Beh, le posso assicurare che da quando è passato questo incontro con lei io non vedo nessun risultato, anzi, lei lo sa benissimo, quella persona che le ho detto e lo ripeto, che per 2 volte ha tentato il suicidio e ha detto nella carta ho 9 persone che mi seguono e nella realtà non ho nessuno. Beh, io sto ancora
cercando di aiutarla, e se non ci fossi io con la grande famiglia che la supporta economicamente, perché tutti passano il cerino, non è mai colpa di nessuno, ma questa colpa la sta pagando lei, perché continuano a pagare e passarsi il cerino. E allora cosa facciamo? O quella persona che da 3 anni dorme in macchina, qui a Treviso, da 3 anni, una persona per bene, secondo me è andato via di testa, perché non può essere 24 ore su 24 chino su quella macchina. L'unica che apre la porta è la Mirella. Ho telefonato dappertutto, tutti mi promettono, ma risultati anche ieri. Ciao, come stai? Come va? Professor Favaretto, non ci siamo proprio, mi scusi, noi abbiamo la luna, andiamo a farci i giretti, abbiamo queste eccellenze come il professor Zanus che curano e dopo lo rimettiamo nella macchina e arrangiati. Allora, professor Zanus... Posso fare sì, prego. Condivido in pieno, ecco, quello che ha detto il professor Favaretto, che ha centrato tutta una serie di aspetti. Io ho anche la fortuna nella mia struttura di gestire il centro stomie, pavimento pelvico, ecco, e devo dire che dal mio osservatorio ho trovato una grandissima collaborazione da parte delle associazioni. Ho delle associazioni per gli stomizzati fortissime nel senso della partecipazione e della generosità, quindi abbiamo avuto tutta una serie di incontri, stiamo rimodulando un'attività, una modalità di collaborazione, quindi dal mio osservatorio, ribadisco, vedo grande generosità, ed è una generosità quella dei veneti che è risaputa, quindi è una risorsa importante su cui dobbiamo contare. Chiaro che spesso tante energie devono essere ben incanalate, devono essere ben organizzate in maniera tale da, come diceva lei Mirella prima, evitare di fare tutti fanno la stessa cosa, e quindi, come diceva il professor Favaretto, l'importanza della rete, del gioco di squadra. Alla fine torniamo lì, cioè le risorse probabilmente le abbiamo, dobbiamo sfruttarle bene, meglio, razionalizzarle in maniera tale che tanta generosità diventi effettivamente poi proficua per i nostri pazienti. E il tema della solitudine è un tema importantissimo, dove io dall'ospedale percepisco questa difficoltà che hanno le famiglie, ma ribadisco, andrà ripensato, ci sarà una modalità nei prossimi anni di fare sanità che dovrà inevitabilmente prevedere la valutazione di queste difficoltà. Voi pensate, una persona, come dice il professor Zano, che arriva a casa con questa stomia, ecco, pulirlo, accettarlo psicologicamente, perché stiamo parlando anche di persone giovani, non possiamo solo... Infatti prima parlavo col professor Zano. Pensate all'importanza invece del supporto alla famiglia in questo, che non si sente sola, perché io l'ho visto, sono disperati, hanno paura, ribrezzo, fanno fatica a pulire. E pensate a questa persona, cioè è vero, professor Zà, però bisogna fare squadra, più squadra. Arriva questo, poi deve arrivare l'altro, cioè la famiglia non deve sentirsi sola, e tantomeno questa persona che è un trauma enorme. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo, veloce, perché devo far vedere quello che ha portato anche il professor Zanus. Vai. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Quello che ha detto è sacrosanto e quello che io parlo è benissimo. La regione, per sei così brava, ti ha fatto salta che ti dica sta roba, ti ha fatto la legge che lui può vendere caldaroste perché inquina. Ma di cosa si deve parlare? Ma lì fuori da quel cervello? Sì, se è vero, usa il carbone. A Venezia, fra barche, motoscafi, i motoscafi della regione, aerei e tutto quello che vede, gli scarichi in acqua migliaia di tonnellate di gasolio, e ti vai in cerca di uno che fa marroni. Nel Veneto i vendevano con i marroni 70 anni fa, pensati, con mio padre a San Dio. Vabbè, ma non è una roba, dura 3 mesi, 2 mesi. Cosa ti va in cerca? È di un punto di aggregamento per i giovani, per i vecchi. Poi fai il pane. No, i caldaroste per pane. Rinaldo, grazie.
fammi andare avanti perché ho delle diapositive da farvi vedere veramente importanti che il professor Zanu, che ringrazio sempre, ecco, commenterà. Poi sentiremo anche il commento del professor Favaretto, perché la tecnologia, la scienza, la ricerca passi da giganti nel vero senso della parola, specialmente poi si investono in questo e veramente poi voi trovate le meraviglie. Poi parleremo anche di intelligenza artificiale, quanto vi aiuta professor Zanus, perché a qualcuno fa paura, diciamo, bisogna mettere l'etica vicino. Andiamo a vedere le diapositive, appunto queste immagini che vi mostreremo, eccole qua. Allora iniziamo, prego professor Zanus. Sì, ho portato una carrellata di diapositive. Oggi mi avevate un pochino segnato il tema della prevenzione, no? Della patologia del fegato, e in particolare io mi riferisco alla patologia tumorale del fegato. Ecco, se magari vuole andare avanti la regia, che il fegato è un organo, no, in grado di rigenerarsi, che però può ammalarsi di parecchie patologie, ma teniamo presente che viaggiamo nelle varie casistiche su valutazione importante, la quinta causa di morte, va bene, per patologia neoplastica. La patologia del fegato, il tumore del fegato, sia esso primitivo o secondario, poi magari vediamo, va bene, ma rappresenta un pericolo enorme per la popolazione. Quindi se va avanti, ecco, vediamo avanti ancora, ecco, tema oggi scottante, estremamente di attualità, è l'incidenza delle metastasi epatiche, quindi parliamo di patologia tumorale del fegato di tipo secondario. I tumori del fegato possono essere primitivi, nascere all'interno del fegato, dalle cellule del fegato, oppure essere sede di metastatizzazione. Per esempio un tumore del colon, dell'intestino, poi può trasmigrare, delle cellule tumorali trasmigrano e vanno a posizionarsi all'interno del fegato, formando queste metastasi. Vedete che già al momento in cui si fa diagnosi di tumore del colon retto, 20% dei casi, cioè un paziente su 5 ha già delle metastasi del fegato. E in chi non le ha, poi 1 su 2, fino al 60% dei casi di questi pazienti le svilupperà nei 5 anni successivi. Quindi capite l'importanza del problema. Purtroppo il tumore del colon è frequentissimo e vedete come questo tipo di patologia poi determina un coinvolgimento anche del fegato. Ma possiamo guarire perché oggi abbiamo le capacità tecniche per trattare questi malati, per operarli, ma anche le capacità mediche, oncologiche, chemioterapiche di poter sottoporre a protocolli innovativi questi malati, per cui noi possiamo dare un messaggio importante, un messaggio di grande speranza. Si guarisce. Chiaro che anche qui, torniamo al discorso iniziale, deve essere un lavoro di squadra. Vedete, queste sono immagini, ecco, magari un po' crude, ma questa purtroppo è la nostra attività quotidiana. Queste sono forme di tumore primitivo del fegato, va bene, dove che generalmente tumore primitivo, epatocarcinoma o più raramente colangiocarcinoma, un tumore che si instaura, che cresce in situazioni particolari. La cirrosi. La cirrosi è la principale fonte, causa purtroppo di sviluppo di forme degenerative del fegato. Il tumore primitivo si impianta generalmente 95-97% dei casi su fegati già cirrotici, fegati malati. Ed ecco allora il grande problema della prevenzione. La cirrosi oggi, una volta parlare di cirrosi significava dire no, parliamo di un paziente che fa abuso di alcol. In realtà non è più così, un 20% dei casi la cirrosi è dovuta ad alcol, anche se nel Veneto qualcosina alziamo un po' troppo il gomito, va bene, per quelle che sono le corrette necessità di vita. Sono altre in realtà le problematiche che determinano la cirrosi, soprattutto le forme virali che oggi stiamo trattando. Sono stati introdotti dei nuovi farmaci, nuovi protocolli terapeutici che ci consentiranno di eliminare il virus C. Il virus B non è già più un problema perché lo si previene, abbiamo delle cure ottimali, quindi ci sposteremo verso il grande nemico che stiamo individuando, che è la steatosi epatica, il fegato grasso. Il futuro della patologia del fegato sarà proprio la gestione del fegato grasso. Steatosi, termine magari già più difficile, che significa solo un accumulo di grasso all'interno delle cellule del fegato. Perché è importante? Perché anche lì si può instaurare il tumore e anche lì in un 10, 15, anche 20% dei casi, stiamo valutando adesso le numerosità, possiamo avere un'evoluzione alla cirrosi e quindi si ripropone quella situazione nel fegato che favorisce i tumori.
Questo invece che vedete adesso sono quelli, ecco l'immagine, questo è un fegato metastatico e vedete lì Steve Jobs che è morto di metastasi da tumore del pancreas, va bene? Quindi capite anche figure, no, di grande rilievo mondiale, quindi con accesso alle migliori cure possibili, vedete che in alcune situazioni non riescono a trovare una cura. Quindi il problema qual è? Il problema è quello di fare prevenzione, anticipare il problema, individuarlo prima sul nascere, ed è fondamentale che questa prevenzione venga fatta anche innanzitutto a casa, con lo stile di vita. Quindi io dico sempre, ci sono dei... Ecco, questa la lasci, che poi su questo volevo fare un commento, questa immagine. Ma lo stile di vita è fondamentale, quindi attenzione con il consumo di alcolici, deve essere assolutamente moderato, evitare il fumo. La vita non deve essere più sedentaria, dobbiamo trovare il momento nell'arco della giornata per fare quella mezz'ora di attività fisica, che io non dico di andare a fare palestra o fare attività particolari. Ecco, siamo dei bipedi, abbiamo 2 gambe, camminare. Il semplice camminare, magari con a passo un po' veloce, va bene, ma anche questa 30 minuti di attività fisica al giorno sono importantissimi nella prevenzione non solo della patologia cardiovascolare, ma anche per garantire il benessere poi dell'organismo. Quindi fondamentale, stile di vita, capite, è importantissimo, e poi lo stile di vita deve accompagnarsi una gestione attenta, magari con dei check-up annuali, con gli esami del sangue, magari per quanto riguarda il fegato con un'ecografia. Vedete, noi come ospedale Treviso, ecco qui il mio reparto, la chirurgia 2, è l'8° centro in Italia, dati Agenas e quindi dati nazionali, per la numerosità degli interventi sul fegato e vie biliari, va bene? Quindi stiamo facendo un grosso lavoro e con la gastroenterologia, con la radiologia, stiamo facendo un lavoro, ecco, di screening con la popolazione, in maniera tale da catturare sul nascere in maniera quindi precoce le patologie e poterle poi operare. Per me operare un nodulo di 2 centimetri è molto più facile che non operare una lesione di 10-15 centimetri, come mi capita ancora di fare. Quindi il mio obiettivo è proprio questo, è cercare di stimolare la popolazione a rivolgersi al proprio medico curante. Abbiamo dei medici di famiglia molto bravi, tanti passano attraverso il nostro reparto, hanno fatto tirocinio da noi, quindi sono tanti giovani con veramente grande entusiasmo, per cui a mio avviso il prossimo futuro sarà importante, perché sarà possibile con le criticità legate al sistema poter migliorare questa azione di prevenzione. E quindi stimolo a tutti i suoi ascoltatori, la nostra popolazione, i nostri... Muovetevi, belle giornate fresche, muovetevi, camminate, che non costa niente, è gratis poi. Grazie, noi andiamo veramente adesso dove? In pubblicità, e poi andiamo dal professor Favaretto. Favaretto, abbiamo sentito queste pillole di saggezza anche per capire il corpo umano, i nostri organi fondamentali, come vengono curati, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte, perché è un motore il nostro corpo, ha bisogno della benzina, dell'olio, dell'acqua, ha bisogno di tante cure, di essere lavato. Però professor Favaretto, quello che si parlava anche adesso col professor Zanus è la paura. Ad esempio la parola psichiatria fa ancora paura. Dal psicologo ci vado, dal neurologo, ieri ne ho avuto uno, il professor Sandrini anche, ma quando si parla di psichiatria crolla. Non ci vogliono andare, hanno il terrore, non vogliono ammettere che hanno bisogno in famiglia di una persona specializzata, che è quella funzione importante che fa lei, il professor Favaretto, ecco, che ha cercato di dare un conto. Ma perché fa ancora così tanta paura questa parola? Cioè non mi tornano i conti, cioè sono terrorizzati da questa paura. Guardi che parlo con i familiari, no, mio figlio no, mia figlia no, mio marito no, mia moglie no, e invece poi perché c'è questa distanza così da questa figura che è lo psichiatra? Intanto mi lasci riprendere, perché poi questo mi porta a rispondere alla sua domanda, una cosa che diceva adesso il professor Zanus, perché è un messaggio molto importante, forse ho detto troppi pochi molto. La prevenzione, lo stile di vita, cioè la cura della malattia si fa soprattutto prima che arrivi la malattia, perché costruire uno stile di vita, un modo di essere è fondamentale
per evitare poi tutti quei fattori di rischio che portano a far sì che si sviluppano le diverse malattie. Se questa è l'affermazione di partenza, chiediamoci perché le persone non lo fanno, che potrebbe essere una buona domanda, perché non basta saperlo, non basta avere le informazioni, non basta conoscere e capire quali sono le cose, come ha detto lei correttamente, ci sono anche le emozioni, la paura è una di queste. Ci sono le emozioni, ci sono perché le persone per esempio fumano o consumano alcolici, perché cercano in qualche maniera un piacere, no? Un godimento, una soddisfazione. È come per dire, quando parliamo della vita della persona e delle scelte che le persone fanno, per questo prima brevemente accennavo al fatto della assunzione di responsabilità nella cura di se stessi, è un problema anche culturale relativamente al fatto di, come dire, di avere quella presa di posizione rispetto a sé, di vedere quelli che sono gli aspetti, come dire, piacevoli, di godimento della vita, ma anche quelli che sono le necessità di tutela della propria risorsa, che appunto è la vita stessa. Fra queste cose, la cosa che più spaventa, che più fa paura, ha detto correttamente, è il fatto di dire non sono più in grado, o penso di non essere in grado, o potrei essere visto come quello che non è in grado di controllare se stesso, la propria mente, eccetera. Appunto, come si diceva, no, sono matto, sono fuori di testa. I matti, si sa, sono sempre gli altri, non siamo mai noi, ma è una cosa che succede anche con le malattie, cioè nel senso che i malati sono sempre gli altri, la malattia che ho io non è più grave di quella degli altri, eccetera. È una difesa che le persone hanno rispetto all'angoscia profonda che proviamo di fronte alle minacce che viviamo, no? La minaccia di non controllare più il proprio corpo o di non controllare più la propria mente è una minaccia atavica che ha portato da sempre poi all'esclusione delle persone che sono in difficoltà e a non considerarle, per esempio, malate come qualsiasi altro malato di qualsiasi altra malattia, ma una sorta di malati speciali, particolari. E allora l'idea di essere uno di quelle persone si è radicata nella storia dell'umanità in generale, a partire da un certo momento in poi, soprattutto insomma negli ultimi secoli, no? Con dei pregiudizi molto forti, no? Nei confronti di certe malattie o di certi atteggiamenti o di certi comportamenti che sono sempre stati risolti un po' con l'esclusione, come se portando lontano le persone che hanno difficoltà, le persone che poi rimangono, diciamo, no? Come succedeva, dicevo prima, nell'epoca dei manicomi, no? Mettendo in un posto tutte le persone che si ritengono sbagliate, quelle che restano fuori sono giuste. Ma insomma, su questo credo che invece, no, l'esperienza ci dimostri e ci dica che i problemi sono noi, ci sono dappertutto. Allora questi pregiudizi sono radicati, sono forti soprattutto nei confronti dei disturbi mentali, sono forti soprattutto relativamente all'idea di dover ricorrere a delle cure di uno psichiatra. Le cure di uno psichiatra non sono diverse dalle cure di qualsiasi altro medico, di qualsiasi altro specialista, nel senso che non hanno a che fare però con quegli aspetti emotivi che, come dicevo, sono così difficili da controllare. Il problema è che questi pregiudizi poi portano a una stigmatizzazione, no? Cioè la persona oggetto di pregiudizi ha dei grossi svantaggi sociali, no? Viene considerata diversa, ha difficoltà rispetto alle relazioni, al trovare lavoro, tutte queste cose. Le famiglie sono spesso stigmatizzate, no? Una famiglia che ha una persona con dei problemi, con delle difficoltà, eccetera, spesso viene colpevolizzata o viene isolata, tutte cose che certamente non aiutano da questo punto di vista. Quindi quando parliamo di salute in generale, la salute è una, e dentro questa unità, questa globalità della salute ci sta anche il vissuto emotivo delle persone, che è fatto appunto di paure, di preoccupazioni, e le persone naturalmente, come dire, scelgono sempre le cose più piacevoli e certe volte si dimenticano, per esempio, che per fare prevenzione è necessario uno sguardo a se stessi, è un impegno, un'assunzione di responsabilità, e anche, come dire, essere liberi, provare a lasciare insomma alcuni pregiudizi. I servizi che lavorano nella regione si danno molto da fare in questo periodo, siamo
nell'epoca della giornata della salute mentale, che promuovono proprio questo concetto, insomma, no? Non c'è salute senza salute mentale, bisogna superare i pregiudizi, bisogna parlare liberamente, permettere liberamente l'accesso alle cure. Ecco, questo non è una risposta alla sua domanda, Mirella, perché ma ho capito ci sono benissimo. Cose molto più radicate. Ho capito, professor Favaretto. Il problema è che adesso mi viene in mente proprio in questo momento quella mamma che ha chiesto aiuto al proprio figlio che è fuori di testa, ma va fuori di testa perché non è curato. Lei ha detto lui ha bisogno della terapia, lui ha bisogno di essere curato, aiutatemi, da sola non ce la faccio. Capisce, professor Favaretto, che noi avremo gli strumenti ma non li mettiamo in atto, e questo è il problema. Questo ragazzo non può girare tranquillamente per la strada perché poi vediamo cosa succede. Sono persone che vanno controllate nella maniera giusta. Questa mamma è disperata, chiede aiuto, siamo nel 2025, cioè non riesco a capire. Poi succede quello che succede, ci cade il morto, e poi è capace di intendere il volere, non è capace di intendere il volere, ma ha dato 60 coltellate, ma è stato un raptus il momento, cioè io non so. Bisogna anche qua fare un po' di chiarezza, perché allora chi è il pazzo? In Italia non si riesce mica a capire chi è il pazzo e chi è quello sano di mente, con questa confusione che fanno. Professor Zannus, quello che vorrei capire è l'importanza dell'intelligenza artificiale per voi, questo strumento che i giovani invece riescono a gestire molto bene, ma nella maniera molte volte sbagliata, perché ne fanno di tutti i colori, ma loro con queste cose vanno a spasso, perché poi ci giocano invece di capire che è uno strumento difficile. Ho avuto un insegnante che non dà neanche più i compiti a casa, perché andavano tutti a scuola con i compiti fatti con l'intelligenza artificiale. Prego, professor Zanni, all'interno invece della sanità. È uno strumento potenzialmente, dico potenzialmente perché stiamo cominciando a utilizzarlo, è importantissimo, in futuro sarà un plus valore importante per la sanità. Per esempio adesso già si sta cominciando a utilizzarlo in radiologia per migliorare le diagnosi, per esempio nelle radiografie, nella valutazione delle lastre. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale può consentirci di evidenziare meglio dei noduli, delle lesioni. Sarà sicuramente un supporto fondamentale, ma sottolineo supporto perché dietro ci sarà sempre l'uomo, cioè noi dobbiamo utilizzarlo come strumento, un strumento importantissimo che andrà migliorato, lo utilizzeremo probabilmente anche in chirurgia, stiamo già facendo alcune applicazioni, però dietro, mi permetta Mirella, ci sarà sempre la figura dell'uomo, deve essere gestito dall'uomo, anche per tutta una serie di problematiche, perché l'intelligenza artificiale inevitabilmente solleverà criticità dal punto di vista etico, cioè l'applicazione, l'errore, l'utilizzo non corretto potrebbe poi determinare tutta una serie di problematiche che andranno affrontate, quindi l'utilizzo andrà regolamentato e comunque dovrà essere sempre gestito dalla figura umana. Su questo non credo ci saranno alternative. Vediamo, abbiamo anche qualche altra diapositiva? Sì, c'era... Vediamo allora, mandiamo qualcos'altro, prego. Ecco, lì avevamo, qui riportiamo i risultati, vedete a 30 giorni una delle valutazioni che si fa per la qualità dell'assistenza e della gestione chirurgica dei pazienti è la sopravvivenza a 30 giorni. Ecco, noi abbiamo 0% di mortalità, quindi siamo per quanto riguarda sempre palochirurgia, fegato, vie biliari, pancreas, siamo tra i migliori centri in Italia. Quindi questo è semplicemente, rappresenta il mio desiderio di trasmettere appunto alla popolazione la presenza presso la nostra struttura, vedete presso l'ospedale di Treviso, di possibilità di trovare cura per questo tipo di patologia. Guardate, dal 2018, quando sono arrivato qui a Treviso, sapete che qui a Treviso abbiamo una collaborazione virtuosa, bellissima a mio avviso, tra università e ospedale. L'università, che purtroppo ha difficoltà anche nella gestione degli spazi, ha individuato nell'ospedale di Treviso il suo polo di sviluppo e abbiamo portato, io sono arrivato qui per contribuire e collaborare a portare l'intero corso di laurea di medicina i 6 anni presso l'ospedale di Treviso. Quindi questo è un segno di riconoscimento di grande validità dal punto di vista non solo assistenziale ma anche scientifico dell'ospedale, e si è creata questa collaborazione tra l'anima ospedaliera,
quindi rivolta, no, dedicata all'assistenza, e l'anima universitaria che è più rivolta verso lo studio, la ricerca di nuovi protocolli. Ed abbiamo questa combinazione assolutamente virtuosa che ci ha portato quindi utilizzare grande capacità clinica e le strumentazioni e le innovazioni introdotte dall'università, vedete, ad avere risultati. Abbiamo trattato oltre 2000 fegati, 2079 procedure sul fegato da novembre 2018 ad oggi, con oltre 1000 resezioni di fegato, 680 termoablazioni, cioè bruciature. Su quelle immagini vedete poi il futuro, che è quello del trattamento chirurgico del fegato con il robot. E quindi parlavamo prima di intelligenza artificiale, c'è una grande apertura verso le innovazioni tecnologiche. E qui devo ringraziare per l'ennesima volta, me lo consenta Mirella, la nostra direzione, che ci ha messo a disposizione, tra le tante difficoltà economiche, la strumentazione che ci consente poi di ottenere questi risultati in termini di cura e di sopravvivenza dei nostri pazienti. Quindi c'è uno sforzo importantissimo. Vedete, ecco, queste sono alcune immagini. Ecco, se vuole scorrere, ecco, facciamo una carrellata in queste immagini. Sono tutti aspetti, adesso ormai i nostri ascoltatori si sono svegliati, li svegliamo ancora meglio. Se vuole pure andare avanti, scorrere, ecco, vedete, questi ancora sono tutti esempi di fegati trattati, manipolati con queste innovazioni tecnologiche, ecco, della chirurgia, che ci consentono di andare a trattare, siamo arrivati a trattare fino a più di 20 lesioni metastatiche all'interno di un fegato. Chiaro che qui lancio un messaggio che deve essere però capito e compreso. Non è che tutti i pazienti possono essere operati, ma i pazienti devono essere prima studiati, valutati, definiti nella loro complessità, e dopo possono però oggi, questo è un dato importante, avvalersi di soluzioni chirurgiche, mediche, oncologiche importantissime, sempre più innovative, qui fuori dalla porta di casa, nel nostro ospedale di Treviso. Va bene, questo è un altro messaggio importante. Io ricordo quando ero all'inizio della mia attività i viaggi della speranza, pazienti che andavano in Francia, che andavano all'estero. Ecco, oggi fortunatamente questo resta solo un ricordo. Abbiamo quelli del sud che vengono dal nord. Abbiamo quelli del sud, ma sono anche lì abbiamo parecchi pazienti che arrivano dalle regioni meridionali. Ecco, queste sono le immagini, vedete, delle innovazioni tecnologiche, vedete la laparoscopia, vedete il robot, quindi tecniche mini-invasive con pochi piccoli forellini da 1 centimetro, 1,5 centimetri, noi riusciamo ad evitare di sottoporre il paziente al grande taglio, e questo ha inevitabilmente poi un recupero importantissimo poi nel post-operatorio, perché il paziente ha meno male, non ha dolori, si rialza prima, si rialimenta prima e va a casa prima. Non sono più invasivi, interventi invasivi come una volta. molto meno invasivi. Ecco, guardi, qui sono altri aspetti, le bruciature che noi utilizziamo con l'ecografia intraoperatoria, cioè c'è tantissimo. Cioè, il messaggio è che vorrei dare un messaggio di speranza ai nostri ascoltatori per quelle che sono, per esempio, le tecniche di trattamento poi non solo del fegato, vie biliari e pancreas, ma poi anche di tutta la patologia addominale. E questo è un punto fondamentale. E mi riaggancio a quanto detto dal professor Favaretto, che ha detto una cosa importantissima, no? La gestione del paziente nella sua interezza. Ecco, vi dico un parolone, no? Paziente visto in maniera olistica. Cosa vuol dire in maniera olistica? Nella sua interezza, nella sua totalità. Io poi opero magari un malato dandogli un programma di terapia sartoriale, no? Cioè come andare a fare un vestito, prepariamo per ogni paziente. Il corpo è un'opera d'arte. È un'opera d'arte, e noi prepariamo quel vestito, quel tipo di trattamento chirurgico. Ma poi il malato non è solo chirurgia, il malato ha quella componente psicologica, psichiatrica in alcuni casi, cioè la psiche, l'emotività deve essere gestita. Questo per me, chirurgo, io purtroppo ho un limite, no? Io ho bisogno, come San Tommaso, di metterci le mani e mi rendo conto come la parte emotiva, la parte emozionale manchi di un trattamento. Quindi anche qui lancio un messaggio che è quello di fare squadra anche da questo punto di vista. Sarà fondamentale gestire il malato anche nei suoi aspetti psicologici poi. Allora sentiamo, professor Favaretto, ormai il tempo è scaduto, come ci saluta, cosa vuole dire come messaggio, che appello vuole lanciare, visto che adesso tutti ascoltano, sono a tutti che ascoltano, che promettono, vediamo che appello fa il professor Favaretto, prego. Introdurrei semplicemente abbiamo parlato di prevenzione, di cura, di salute, siccome ha citato l'intelligenza artificiale,
che è un tema che non riguarda solo i professionisti, ma riguarda il fatto che è un'attività, è uno strumento che è a disposizione di tutti, un po' come lo sono stati all'inizio del 2000 i social, eccetera, e quindi dobbiamo prevedere un'evoluzione. Basta pensare nell'ultimo anno, insomma, quanto è evoluto, non tanto in sé lo strumento che è evoluto, ma soprattutto l'utilizzo, la conoscenza, la diffusione, pensando anche alle nuove generazioni, alle dinamiche evolutive delle nuove generazioni, gli stimoli che hanno, eccetera. Ecco, quello che volevo lanciare come appello è educazione, no? Perché questo, oltre ai principi, eccetera, che sono sicuramente necessari, l'educazione, la tutela rispetto all'uso di questi strumenti, perché questi strumenti non possono essere fermati, avranno una diffusione che va al di là di qualsiasi regolamentazione e controllo, ce l'avranno, questo è indiscutibile, come ce l'ha avuto qualsiasi cosa che è nata nella dimensione della rete, perché questa ormai fa parte della nostra vita. Quello che si può fare oggi è educazione significa fornire questi principi sull'intelligenza artificiale, non solo, ma anche sulla prevenzione, sulla salute. Le cure sono indispensabili, la prevenzione, dicevamo, è fondamentale. Per fare prevenzione ci vuole educazione, quindi tutti i contesti sociali della scuola, le situazioni aggregative, il volontariato, credo che devono ritrovarsi anche su questa dimensione di lanciare messaggi, di tutelare le persone, di stare vicino anche quando magari non hanno chiaramente un bisogno, per dire troviamo insieme una maniera appunto per abitare questo mondo che si fa sempre più complicato. Grazie veramente, grazie professor Gerardo Favaretto, Società Storia e Psichiatria, perciò ecco una figura alla quale tengo molto, perché ecco con la sua pacatezza riesce a far capire anche fuori a trasmettere che non dobbiamo aver paura, ma dobbiamo affidarci alle persone brave, competenti e serie che hanno studiato il problema e che forse possono darci delle risposte. Grazie professor Favaretto. Professor Zanos, come ci saluta? Io vi saluto, vi ringrazio innanzitutto per l'opportunità di aver trasmesso questi messaggi a cui tengo moltissimo. Un messaggio di speranza per i nostri pazienti, come abbiamo detto. Chiedo pazienza, lo ribadisco sempre ogni volta, la sanità in questo momento ha delle difficoltà nella gestione di tutta una serie di problematiche, ma stiamo cercando comunque di dare il massimo, stiamo lavorando. Mi riferisco magari ad alcune proteste che ci arrivano, no, da pazienti, fortunatamente non pazienti oncologici, perché io i pazienti oncologici li opero entro i 30 giorni dalla valutazione come da richiesta ministeriale. Paziente con patologia benigna purtroppo deve aspettare. Le liste d'attesa, ci stiamo lavorando. Prometto, come sempre, l'ho fatto anche l'ultima volta che sono stato suo ospite, che stiamo cercando di dare risposta ricompattando tutto il comparto sanità, la parte anestesiologica, infermieristica, perché dietro c'è un mondo importantissimo, ne parlavamo prima, per esempio la componente infermieristica, gli operatori sanitari, c'è una squadra veramente importante che sta facendo un lavoro di cui voi non avete idea, perché magari è un lavoro sotterraneo, chi è fuori, che sta male, dice ma come non... Io sto male, non mi opera, ma stiamo veramente lavorando, stiamo ricompattando e stiamo cercando di reimpostare anche un sistema, come dicevo prima, perché dovremo rivedere questa nostra modalità di fare sanità. Allora, professor Zanos, la prego di tenere in mente questa parola che è programmazione. Purtroppo che fino adesso non è stato fatto perché non si è programmato nella maniera giusta. No, dai, si è programmato, si potrà programmare meglio. Si potrà programmare meglio e lì sarà, ecco, probabilmente l'impegno futuro dovrà essere lì, su riorientare una programmazione. La vita cambia, no? Il Covid ce l'ha insegnato, si modificano tante cose, noi dobbiamo essere smart, no? Come dicono i nativi digitali, sì. Dobbiamo essere pronti, flessibili e capaci di affrontare le varie difficoltà e come evolve la nostra vita. Per programmare però, professor Zanos, ci vuole competenza, perciò per cortesia mettete la competenza per programmare, perché se non mettete la competenza per programmare, lo dico agli addetti ai lavori che sanno benissimo chi sono, ma io non li nomino, perciò programmate con persone competenti. Grazie ai miei ospiti, pubblicità.
saluto ai altri due graditissimi ospiti. Abbiamo il professor Luca Agostinetto, docente di pedagogia interculturale, integrazione. Parleremo di quelle persone che cercano di trovare una soluzione ai loro problemi, alla loro vita terribile, e ringrazio anche il professor Gianfranco Serra, tributarista. Grazie veramente di essere qui. Allora inizierei proprio con lei, professor Luca Agostinetto. Cosa sta succedendo? Questa rabbia nei confronti di queste persone, soprattutto la riscontro, professore, nei diversamente giovani, non nei giovani, devo dire la verità, però questi diversamente giovani che una volta erano più accoglienti, ma non è colpa loro, qualcuno li ha fatto arrabbiare, perché gli esempi negativi sono quelli che vediamo e mai gli esempi positivi, e invece sono persone meravigliose. Io raccontavo ieri, professor Agostinetto, che ho incontrato un ragazzo con la pelle di colore diverso, che mi ha detto, ho detto: cosa vorresti fare tu, tesoro, nella vita? E lui mi ha detto: il saldatore. Ho detto io: come saldatore? Ma se tutti cercano saldatore, ma hai mandato curriculum, hai cercato di... Sì, Mirella, ho mandato io, ma non ho ricevuto nessuna risposta. Ho detto: ma tu parli anche bene l'italiano? Perché sai, delle volte dicono la lingua non si capisce. No, io parlo correttamente l'italiano e il francese. Allora capisce il professor Agostinetto che Mirella si arrabbia. Allora ho detto: guarda, dammi il tuo nome e cognome, numero di cellulare, e vedrai che io il posto te lo trovo. L'ho detto, pensi che professore, qualcuno mi abbia chiamato dicendo, perché mi chiamano che non li hanno. Poi quando io faccio queste, do in trasmissione dirette, chiamatemi, non chiama nessuno. Cos'è la diversità della pelle, della lingua, della religione nel 2025 per quelli che non vogliono capire che se non avremo queste figure in futuro non riusciremo a portare fuori questo paese da questo tunnel che non ha più fine? Prego, professore, mi scusi, ma volevo fare questo esempio perché veramente sarei anche stanca poi di sentire certe cose. Prego. No, un'ottima introduzione, Mirella. Intanto buongiorno a lei, a tutte le telespettatrici e telespettatori. C'è proprio uno scarto, una grossa differenza tra, come dire, la realtà che è silenziosa, che si muove con i tempi della storia, della vita, della contemporaneità, di questo inserimento di queste persone con vari background migratori, alcuni segnati anche da aspetti più visivi come quello del colore della pelle, che rimane purtroppo un elemento che impatta ancora molto, soprattutto, come dice lei, sui diversamente giovani, e poi quella che invece è la nostra visione della realtà e soprattutto come noi la realtà la usiamo e la strumentalizziamo. Perché il grande problema è che il tema dell'arrivo dell'altro da noi, che è qui in mezzo a noi, è purtroppo quello di un facilissimo capro espiatorio che viene utilizzato per affrontare un po' tutti i problemi. Quindi c'è una crisi economica, c'è una difficoltà di sicurezza, c'è un problema legato alle realizzazioni nel futuro. Ecco, qualsiasi cosa è più facile se noi la addossiamo all'altro da noi. Questo è un meccanismo tanto spontaneo dei gruppi umani, tanto strumentalizzato in particolare dalla politica, e questo genera quel scarto di realtà che si chiama dispercezione sociale, cioè la differenza che c'è tra quello che accade realmente nelle nostre strade, nella nostra vita, nella nostra quotidianità, e quello che noi pensiamo che accada nelle nostre strade e nella nostra quotidianità. Molto chiaro, e la ringrazio, professor Agostinetto. Allora sentiamo anche il professor Gianfranco Serra, queste persone che lavorano, che pagano le tasse, che cercano di trovare anche loro una qualità di vita migliore, però non è sempre facile, perché abbiamo degli affitti pazzeschi, anzi tengono le case chiuse piuttosto di affittarle a questo, e veramente la qualità della vita che sta scadendo perché è aumentato tutto,
con le persone con gli stipendi e le pensioni che hanno. Io ho un banco solidale, il professor Serra, e anche ieri ho visto delle situazioni drammatiche. Penso che se non ci fossero questi aiuti, neppure con 2 stipendi non ce la fanno più ad arrivare alla fine del mese. Ecco, cosa sta succedendo? Non è possibile che abbiamo gli stipendi più bassi, che paghiamo tantissime tasse e lavorando ci ritroviamo sempre poveri. E mentre quelli che non lavorano, tanti, ecco, sono molto straricchi anche. Cosa sta succedendo, professore? Quale sarà il futuro dell'Italia? Ecco, se andiamo avanti con questo sistema. Prego. È quello che viene spesso, di cui spesso si parla, che viene chiamato cuneo fiscale. Lei faccia conto che per un imprenditore il costo di un lavoratore è più del doppio di quello che il lavoratore si mette in busta paga. Quindi lei consideri un'azienda multinazionale che ha uno stabilimento in Italia, uno in Francia, uno in Spagna, il costo del lavoro deve essere uguale, quindi vanno a budgetizzare, ipotizziamo 3.000 euro al mese per ogni singolo lavoratore. In Francia se ne porta a casa 2.000, in Spagna se ne porta a casa 2.200, in Italia se ne porta a casa 1.500. Perché il problema è che abbiamo una tassazione sul costo del lavoro con 1.500 balzelli che portano poi a decurtare il netto in busta paga. Questo è il problema sostanziale. E nel breve periodo credo che questo purtroppo non si riesca assolutamente a risolvere. Professor Serra, ma perché la politica non ha coraggio di far pagare le tasse nella maniera giusta a chi ha tanto? Io ho sentito imprenditori italiani, magari che vivono anche in Inghilterra, anche da altre parti, che dicono: noi vorremmo pagare più tasse, ma non ce lo lasciano fare. Ma è vera questa storia che si legge, che ci sono, non tutti, diciamo, ma una parte di imprenditoria che ha capito l'importanza di pagare di più, perché non so io, prendono palazzi, ville, yacht, quadri, di tutto e di più, però si sono anche stancati. Qualcuno avrebbe anche piacere di aiutare chi veramente sta peggio di loro. Perché la politica fa così fatica a far pagare chi ha tanti soldi, chi ha tanto e di tutto? Ecco, potremmo fare 2 finanziarie, anche 3, se tutti pagassero veramente le tasse che dovrebbero pagare. Eppure i nomi e cognomi ci sono, non penso che non ci siano. Prego, professor Serra. Guardi, il problema è che ci sia qualche imprenditore che dice: vorrei pagare più tasse. Può darsi che lei lo conosca, ma se volesse aiutare la società basta che faccia un semplice donazione, che oltretutto è fiscalmente detraibile, al suo banco solidale, alla Caritas. Ci sono fortunatamente centinaia di associazioni che aiutano le persone in difficoltà, quindi se vuole aiutare la collettività i mezzi ce ne sono, poi un conto è raccontarle, un conto puoi farlo, quindi non capisco l'imprenditore che dica vorrei pagare più tasse. Se vuole aiutare, le tasse sono per aiutare la collettività, a quel punto sceglie a chi voler aiutare e a quel punto non fa altro che fare una donazione. Però le tasse le pagano sempre i soliti noti, professore, e qua nessun partito, ecco, cerca di migliorare questa situazione. Come mai? Guardi, le tasse le pagano tutte le persone che non lavorano in nero, ok? Quindi per andare a trovare le persone che fanno grandi evasioni e non il singolo barista che magari si dimentica o perché deve arrivare a fine mese non fa lo scontrino, sarebbe semplice, perché basta andare a verificare in alcuni luoghi chi ha auto di un certo tipo, chi sono i leasing a cui sono intestati. Se si volesse fare si fa, però tenga presente che andando a colpire anche in maniera molto pesante l'imprenditore, chiamiamolo per il popolo ricco, l'imprenditore nel momento in cui è una tassazione che non sopporta più, sposta la propria sede fiscale in Europa, dove vi sono in Europa paesi che fanno agevolazione fiscale e a quel punto sposterebbe la propria residenza in un paradiso fiscale. Quindi quel poco che noi prendiamo perderemo anche quel poco, quindi capisce che è il gatto che si morde la coda.
Però se io vietassi di spostare questi beni nei paradisi fiscali, tu vivi in Italia, lavori in Italia, paghi le tasse in Italia e se vai all'estero vai ad abitare all'estero ma non più qui in Italia. Ci sono delle cose che si potrebbero fare, io sono convinta che ci voglia una volontà politica per fare questo, perché non è possibile continuare così. Io penso cosa farebbero queste famiglie se non ci fossero queste associazioni di volontariato che anche lei ha detto che aiutano, ecco dove andrebbero a finire le famiglie. E poi qua passo un'altra volta al professor Agostinetto, queste persone che anche loro ecco, cercano di pagare le tasse, i tributi, io non riesco a capire come facciano, ecco, perché nessuno spiega, allora sembra quasi quasi che queste persone invisibili a molti ecco, non siano qua e non facciano niente, non pagano tasse, non pagano niente, non lavorano, non pagano gli affitti. Lei cosa invece vuole dire? Perché non è che passano dei messaggi che si conoscono queste cose, prego. Sì, i dati in realtà sono semplici, sono trasparenti, li dà il Ministero. Noi abbiamo in questo momento 5.400.000 stranieri in Italia, che non sono tantissimi rispetto al totale della popolazione, e anzi ricordiamoci che sono quelli che in questo momento stanno rallentando quel dramma sociale, economico e quindi anche fiscale che è la denatalità e l'inverno demografico che sta rischiando veramente di mettere in crisi, in prospettiva il nostro paese. Quindi gli stranieri in questo momento stanno sopperendo a questa dimensione demografica, ma Mirella, nel mercato del lavoro noi abbiamo stranieri che lavorano, sono 2.700.000 persone. Un dato che le persone appunto non considerano, ma non riescono nemmeno a concepire, tanta è la differenza, ripeto, tra quello che noi crediamo e quella che è la realtà. Un dato di qualche anno fa, i dati sono del 2021, ma oggi probabilmente sono anche maggiori. Il saldo positivo tra le tasse versate da questi lavoratori regolari stranieri e i costi che loro hanno per la nostra società in termini di sanità, istruzione, previdenza sociale, giustizia, sicurezza, tutto questo, il saldo positivo è di 6,5 miliardi di euro. Quindi sono persone invisibili che noi percepiamo come gravanti sul nostro benessere e che in realtà contribuiscono a crearlo. Ed è giusto anche spiegarlo, perché io sono convinta che dobbiamo informare di più, ci vuole una comunicazione corretta, perché guardi, anche ieri guardavo i miei bambini colorati, ecco, e sono molto preoccupata per questi bambini, perché c'è un clima di odio che mi terrorizza, professore, glielo dico sinceramente. Pensi che qualcuno passa davanti al banco solidale, l'ho detto altre volte perché io dico quello che è la verità, li chiamano sacchi a perdere. Pensate ecco, a che punto siamo arrivati. Ci manca solo che arrivi il Ku Klux Klan un'altra volta, così siamo a posto, abbiamo risolto. No, guardi, veramente sono molto impressionata. Poi vedo questi bambini anche ieri che giocano tra di loro, anche se non parlano la stessa lingua. Sono tutti i miei bambini colorati, riescono a capirsi benissimo, non so come facciano, ma loro si capiscono. E sa cosa ho visto? Che la prima cosa che fanno, si baciano e si abbracciano. È una cosa bellissima. E io li guardavo con una tenerezza infinita ieri. Pensare invece purtroppo a quanto odio incontreranno se continuiamo così, a quanta paura avranno e che traumi creeremo a questa società, che chi vuole e chi non vuole capire sarà nelle loro mani. Il futuro è nelle mani di questi bambini, come li chiama Mirella, i miei bambini colorati, bellissimi, ecco, dove cerco di capire e di dare quello che è giusto dare al bambino. Pensi che dobbiamo dare ancora i quaderni, le matite, penne, perché i genitori non possono pagare queste cose. Sembra che la scuola sia gratuita, che regalino tutto, non c'è problema, portami Lise e ti regalo tutto. Guardate che non è assolutamente così. Questi libri che continuano a cambiare ogni anno, non ho capito perché, cambia solo la copertina ma il testo è sempre uguale. Ecco, l'ho detto anche ieri mattina, guardate che ci stanno prendendo in giro alla grande, perciò svegliatevi. Professor Serra, quello che vorrei capire, ecco, dove vanno a finire tutte le tasse che paghiamo? Perché qualcuno dice andate in internet. No, io non vado in internet. Tu politico a fine anno
devi spiegarmi dove vanno a finire i soldi, le tasse che paghiamo, come li hai impiegati, cosa hai fatto. Sappiamo proprio tutto oppure, e poi perché i diversamente giovani che non sono in grado di usare questi strumenti, perché proprio non sono in grado, la maggioranza, non devono capire come vengono investiti i soldi che paghiamo? Prego, professor Serra. Guardi, spiegare la finanza pubblica in una trasmissione televisiva mi sembra un pochino ardua la situazione. Iniziamo un pochino, dai, professor Serra, un pochino. In mille rivoli, ed è complicato lo spiegare il perché e il per come di questo genere di cose. Quello che mi permettevo era fare un piccolo appunto al nostro altro ospite, professor Agostinetto, non mi ricordo il suo cognome. Per quanto riguarda la bilancia positiva che lei citava delle persone non residenti in Italia, cioè quelli definiti extracomunitari, il saldo è positivo per il semplice motivo che non sono ancora state erogate le pensioni. Cioè, se tutte le persone che oggi lavorano in Italia extracomunitari accettassero di pagare, cioè incominciassero a pagare la pensione, il saldo diventerebbe negativo anche per loro. Quindi la statistica è vero quello che lei sta dicendo, ma è perché è al netto delle pensioni che dovranno ancora essere erogate. Questo è il problema dei cittadini extracomunitari. In più tenga presente che per quanto riguarda il discorso della bilancia commerciale, la bilancia commerciale per quanto riguarda tutti i cittadini extracomunitari, e questo non solo in Italia ma in Europa, è negativa per il semplice motivo che correttamente, giustamente, la maggior parte dei cittadini extracomunitari esportano i propri risparmi nel loro paese d'origine, ovviamente. Questo è la maggior parte in tutta Europa. Quindi questo cosa vuol dire? Che io ho un impoverimento del denaro circolante sul territorio nazionale. Il caso più eclatante è dei cinesi, come li sa su Prato, nel 2024 sono stati esportati la bellezza di 45 miliardi tramite money transfer. Sono 45 miliardi che mancano nel circolante sul territorio italiano. Questo è uno dei tantissimi altri problemi. Poi chiaramente il problema, come ho già detto in una precedente trasmissione, il problema alla base è che ci sono imprenditori purtroppo che sfruttano queste persone. Poi possiamo dargli cercare di capire le motivazioni, però la base è che molte di queste persone vengono sfruttate e la colpa naturalmente è o del proprietario di casa che gli affitta il letto o anziché dell'imprenditore che lo paga in nero. Questo è un po' il problema. Vladimiro da Rovigo, poi continuiamo. Vai Vladimiro, caro. Ciao, grazie Mirella. Ciao. Vorrei fare una domanda al professore, no quello tributario, l'altro, no? Sì, Agostinetto. Vado via velocemente. Intanto c'è una questione. Penso che esista un motivo nel quale, per esempio personalmente, sarà per sempre la distinzione tra, per esempio, pelle bianca o pelle nera, via parlando, può rimanere per sempre, senza che questo qua corrisponda a razzismo o a rifiuto di altra persona. Cioè, per dire parole semplicissime, cose fatte ancestrale, la mamma dei miei figli, per me istintivamente deve assomigliare alla mia mamma, perché dopo l'istinto di continuità porta a questo. Questo non vuol dire, ma neanche per sbaglio, che una ragazza africana, una ragazza cinese, giapponese non possa essere una bella ragazza, una ragazza intelligente, via parlando, ma che il fatto proprio istintivo di avere un figlio, una continuità, porta automaticamente la persona alla continuità anche delle specie. Questo, ripeto, per me non è razzismo. Secondo, mi credo, e chiudo, anche nel mondo l'area più avanzata culturalmente parlando, come diritti civili di tutti i generi, è l'Europa. Quindi ben venga gli immigrati, nessun problema. Però, e chiudo, il discorso dell'integrazione non può che essere nella direzione da loro verso noi altri. Cioè loro deve integrarsi accettando e adattandosi alla nostra cultura, ma non perché arriva a casa nostra.
che questo può essere una forma di razzismo, ma perché la nostra cultura è la più avanzata al mondo, e questo senza dire che gli altri è inferiori, ma per essere realistici che tutti i diritti civili, individuali, sociali, di democrazia, di tecnologia e di scienza, come è in Europa, non è in nessun'altra parte del mondo. Quindi l'integrazione va bene, ma sempre e comunque e solo in direzione da loro verso noi. Buongiorno, grazie. Grazie Vladimiro, prego professor Agostinetto. Sì, una rapida replica a Vladimiro, poi avrei anche piacere di dire qualcosa di quello che mi sollecitava il collega tributarista. Allora, per quanto riguarda Vladimiro, indubbiamente purtroppo noi siamo di fronte a un fenomeno che si chiama colorismo, che è molto studiato, dove il colore della pelle non è solo un dato obiettivo, ma è associato ad una serie di stigmi sociali. Sarebbe bello che così non fosse, ma in realtà pelle nera a livello di percezione comune corrisponde poi a tutta una serie di dati caratteriali anche molto negativi. Le società tendono ad essere oggigiorno multiculturali, pensate a quello che accade negli Stati Uniti d'America, dove indubbiamente il meticciamento del colore della pelle è arrivato prima da noi, e quello che oggi ci sembra strano domani diventa assolutamente normale. Pensate anche a un tempo quanto erano diversi le persone dal sud, bassi con la pelle scura, dal nord. Oggi è tutto un mescolamento, e quello che oggi ci sembra strano domani diventa normale. Non si tratta di continuità di specie, Vladimiro, perché la specie umana ce n'è solo una, è l'Homo sapiens sapiens, con queste differenze di altezze, di colore degli occhi e anche di colore della pelle. Indubbiamente sono anche d'accordo sul fatto che l'Europa è una società di diritto, nessuno gli ha puntato la pistola per esserlo, ma se lo è autenticamente allora deve garantire i diritti di tutti i cittadini, a partire proprio da quelli più deboli. È chiaro che in questo quadro gli immigrati, come largamente avviene, come per la popolazione italiana, sono persone che lavorano, che si comportano correttamente, e non deve pesare su di loro la parte di devianza che tra di loro c'è, come tra noi italiani. Se poi posso dire qualcosa, Mirella, o adesso quando decidi... No, prego, professore. Ecco, dico, ovvio che in questo momento il saldo positivo anche dell'INPS è dato proprio dai tributi non esigiti in termini di pensioni da parte della popolazione straniera, che ha una media dell'età sui 35-40 anni, perché non dimentichiamo che l'immigrazione in Italia inizia significativamente a partire dalla prima decade del 2000, quindi è una cosa estremamente recente. Quello che volevo mettere in luce è che queste persone che vengono percepite come un costo, in questo momento non lo sono affatto. Sono, dal punto di vista, tra virgolette, biecamente economico, un grande utile. Poi c'è un'altra cosa da considerare rispetto alle rimesse, cioè all'esportazione di quanto si guadagna in Italia all'estero. È un dato di fatto, per esempio, che il 75% dei bambini stranieri sono nati in Italia, quindi questo segna un nuovo comportamento della popolazione immigrata, che non è più un comportamento di transito, quindi vengo in Italia per guadagnare e rimettere a casa, ma è un movimento migratorio come è avvenuto in altri paesi prima che da noi, si veda in Germania, si vede in Inghilterra, che hanno iniziato 30 anni prima i processi migratori rispetto a noi italiani, di stabilizzazione dell'immigrazione, e questo riduce le possibilità di rimesse all'estero. Quindi sempre di più la popolazione che si sta configurando in termini stabili sotto forma di famiglia eviterà una rimessa verso l'estero per investire verso un futuro in Italia, e anche questo è un dato che mi sembra positivo. Professor Serra vuole commentare? Prego. No, quello che dice il professor Agostinetto è esattamente così. Cioè, ovviamente oggi il saldo è positivo appunto perché è una popolazione extracomunitaria e giovane, vi è una tendenza alla residenza in Italia, però che questo attualmente e per il prossimo futuro porti poi la bilancia commerciale a vantaggio, per il momento non è così. Ci auguriamo tutti che un domani sia così, e questo naturalmente il compito sarà
della politica in generale e degli istituti di credito che aiutino queste persone a trovare una casa a un prezzo che sia umano, perché oggi il problema sia per extracomunitari sia per cittadini italiani è accedere a un mutuo con un costo degli immobili che hanno preso dei costi che sono eccessivi per qualunque famiglia media. Allora andiamo a sentire anche cosa ha detto la CGA col suo rappresentante Zabeo proprio in merito alle tasse, poi commentiamo. Andiamo a sentire. I contribuenti più tassati e più ricchi del Veneto risiedono a Padova. La stima arriva dal centro studi della CGA di Mestre, che ha analizzato i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul prelievo medio netto dell'IRPEF. La provincia di Padova si conferma tra le più ricche del Veneto, dove l'importo pagato dalle persone fisiche nel 2023 è stato di 6.098 euro. Seguono le province di Treviso con 5.700 euro e quella di Vicenza con 5.634 euro. Fuori dal podio Verona e Venezia, mentre i meno tassati sono i contribuenti IRPEF di Belluno e Rovigo. In provincia di Padova i redditi sono più alti, da qui il prelievo fiscale più elevato. A livello nazionale lo scostamento tra nord e sud del paese si conferma molto rilevante. Nella prossima manovra finanziaria è indispensabile ridurre l'IRPEF al fine di sostenere il ceto medio, ovvero quel segmento della popolazione lavorativa veneta composta da liberi professionisti, funzionari, quadri, piccoli commercianti, artigiani e titolari di partita IVA, che più degli altri hanno subito gli effetti negativi delle crisi economiche che si sono susseguite negli ultimi 20 anni. È fondamentale supportarli poiché rappresentano la stragrande maggioranza degli occupati presenti nella nostra regione, che con il loro contributo determinano il rafforzamento dell'economia del Veneto, la riduzione delle disuguaglianze sociali, nonché la garanzia della stabilità politica e della coesione sociale. Professor Gianfranco Serra, come commenta queste parole e qualcuno cercherà di ascoltare, di capire che abbiamo bisogno di andare avanti, non tornare indietro ma neppure fermarci? Prego. Guardi, sicuramente qualche politico per prendere i voti sicuramente li ascolterà. Il problema è che la tassazione in Italia colpisce maggiormente, e questo anche un po' in tutta Europa, maggiormente il singolo individuo, quindi la semplice partita IVA, a differenza della grossa azienda. Quindi paradossalmente il grande imprenditore con un fatturato di svariati miliardi che presiede un SPA paga meno tasse del singolo artigiano che ha 2 dipendenti o che è il libero professionista dell'idraulico, perché le formule di sgravio fiscale nella grande azienda sono maggiori e più vantaggiose che per il singolo lavoratore. Quindi il problema sarebbe non tanto di abbassare l'IRPEF, ma di mettere in detrazione tutto quello che una semplice partita IVA ha. Si ricorda, tanti anni fa uscì un libro bianco dell'ex ministro Tremonti, dove sostanzialmente diceva: possiamo anche tassare alto, però fammi scaricare tutto. Se mi fai scaricare tutto, ecco che già una parte del nero io a quel punto la vado a tagliare alla foce. Cioè, se io chiamo l'idraulico e mi chiede 50 euro oppure 50 euro più IVA, io l'IVA non la scarico, chiaramente chiederò solo i 50 euro. Se io quella 50 euro più IVA la posso detrarre dalle mie tasse, tutti chiederemmo la fattura. Questo è un po' il concetto. Allora adesso vi porto a Udine, andiamo a vedere questo servizio preside Arfè su inizio scuole e stranieri. Commentiamo col professor Agostinetto. Prego, andiamo a vedere il servizio. L'IC3 ha 8 plessi, di cui 3 dell'infanzia, 4 primaria e appunto la 4 novembre una delle 4, e una scuola secondaria di primo grado che è la Manzoni, e non abbiamo avvisato un calo demografico perché, almeno le influenze del calo demografico non l'abbiamo avvertito, perché comunque ci sono state tantissime iscrizioni sia soprattutto all'infanzia, quindi la prima fase, diciamo, del ciclo scolastico. Se il calo demografico è ormai una realtà costante alla quale è difficile porre rimedio, almeno questo non si nota e non si verifica per quanto riguarda gli istituti scolastici del centro cittadino che fanno parte dell'Istituto Comprensivo 3 di Udine. Tante le motivazioni dietro a queste numerose iscrizioni.
Un po' dovuto al fatto che comunque nella Volpe abbiamo la posta accoglienza, quindi i bambini possono rimanere fino alle 5:30, posta accoglienza gestita dal comune, e era infatti un progetto pilota che è iniziato proprio con la Volpe e con la collaborazione del comune ed è continuato, e quindi questo ha portato comunque un numero considerevole di nuovi iscritti, perché ovviamente se si danno dei servizi aggiuntivi comunque le famiglie riescono anche a meglio organizzarsi. Il 10 settembre suonerà la campanella e partirà quindi il nuovo anno scolastico tra sogni, emozioni e normali ostacoli da superare. La novità per quanto riguarda la scuola Dante è che a causa degli importanti lavori in corso verrà trasferita alla Leo d'Orlandi. Un altro dato però, oltre a quello degli iscritti, è balzato agli occhi. Il 60% delle scuole di Udine è composto da ragazzi di origine straniera, un trend in continuo aumento. Allora, c'è questo trend di crescita, anche se sono stranieri di seconda generazione, cioè sono adesso pochi quelli che vengono dall'estero senza avere... Sono nati in Italia sostanzialmente. Sono nati in Italia, quindi non danno il problema che si potrebbe pensare di rallentamento della didattica, perché sono bambini perfettamente inseriti e nel momento in cui arrivano, e sono pochi quelli stranieri, ci sono comunque L2, cioè i corsi di L2, cioè i corsi di italiano con i mediatori, e quindi si riesce subito a metterli in pari, e quindi sono anche un arricchimento nei confronti degli altri bambini, quindi non li dobbiamo vedere come un ostacolo alla didattica, ma anzi come una risorsa. Abbiamo Paola da Padova, poi andiamo dal professor Agostinetto. Vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e a tutti i telespettatori. Innanzitutto volevo chiedere l'indirizzo di quell'idraulico che prende 50 euro, perché qua solo che mettono il naso si parte da 100 euro in su, perciò è bene a sapersi se si ha l'indirizzo di questo idraulico 50 euro. Poi volevo dire una cosa, cioè più cose, ma cerco di essere breve perché è troppo interessante sempre tutti i tuoi ospiti. Allora, io sono molto indignata di tantissime cose, anche di sentire che qualcuno, in questo caso gli stranieri, mi pagano la pensione. Allora, il mio caso, come tanti altri casi, vorrei capire tutti i contributi versati, dove sono finiti. Per esempio, il mio caso, mio marito è morto dopo 6 mesi la pensione, vabbè, lasciamo stare come è andata nel pronto soccorso, questo è un altro discorso, e ha versato fior di contributi per 43 anni con un lavoro pesantissimo dove le ore non si contavano. Bene, lui ha usufruito 6 mesi della sua pensione intera che ha versato dei suoi contributi e io ho la reversibilità che è il 55% dei contributi da lui versati. Allora qualcuno mi viene anche a dire oggi e mi hanno resa ammalata, sola, povera, terzo piano senza ascensore, abbandonata da tutti, non ho niente da nessuno, e qualcuno mi sta anche dicendo che non solo subisco un furto tutti i mesi dei contributi versati con lavoro durissimo sabato e domenica del mio marito, che gli stranieri mi pagano la pensione. Ma professore, cioè veramente qui andiamo oltre addirittura anche la logica. Allora mi dica dove sono finiti i contributi che ha versato mio marito, e allora forse andiamo verso qualcosa di reale. Poi per quanto che riguarda che non sono un costo, io non sto qui a dire se sono un costo o non sono un costo, però se permette, per vita vissuta, visto che nel condominio ci sono stati tantissimi stranieri, tutti i contributi, le agevolazioni che hanno avuto queste persone straniere, il quale io posso anche essere d'accordo, non è questo il punto, l'italiano non ce l'ha, tanto per dire, sono anni che cerco di avere una casa con ascensore, visto che sono sola e vecchia, io sono già sicura che morirò qua dentro, che è già praticamente una bara, visto che non riesco a muovermi. Quindi non diciamo che sono una risorsa, per cortesia. Grazie infinite e buona giornata. Allora risponde il professor Agostinetto, ma poi anche il professor Serra. Prego, professor Agostinetto.
Assolutamente, io rispetto ovviamente l'opinione della persona che ha appena parlato, e capisco anche una certa rabbia. E su dove sono finiti i contributi di suo marito non sono assolutamente in grado di dirglielo, e questo meglio di me glielo dirà il professor Serra. Quello che posso dire è che è un dato di fatto che in questo momento l'INPS ha una grande quantità di utile per il fatto che gli stranieri versano tasse senza esigere il costo relativo alla pensione. Quindi non è brutto da sentirsi dire mi pagano la pensione, non è così, ma chi ci paga la pensione in questo momento ha un flusso finanziario dato proprio dalla popolazione straniera. Se non ci fosse sarebbe ancora un problema maggiore, come non dovrebbe essere. L'altra cosa che mi sento di dire è che è vero che mancano molti livelli di assistenza in Italia, tante cose funzionano, tante cose no, ci sono tante persone in una situazione di fragilità e di vulnerabilità che non hanno un degno supporto da parte del nostro Paese, ma le assicuro che questo non è a causa di risorse drenate dagli stranieri, che anzi molto spesso hanno livelli di assistenza ancora inferiori, e ricordiamoci che hanno un tasso di povertà alle famiglie straniere di circa 7 volte maggiore rispetto a quelli degli italiani. Venendo invece al filmato che abbiamo visto, in realtà appunto nell'istituto presentato non c'era ancora un problema di iscrizioni, ma se guardiamo il panorama nazionale questo inizia a manifestarsi, soprattutto nei servizi per la prima infanzia, quindi parlo di nidi che non lo avvertono solo perché sono sottodimensionati rispetto alla domanda, ma molto presto anche nelle scuole dell'infanzia si avrà questo. Prima ho detto che gli stranieri sopperiscono in parte a questa denatalità tremenda che noi abbiamo nel nostro paese, ma purtroppo, e dico purtroppo simpaticamente perché in realtà è un per fortuna, gli stranieri si stanno integrando, stanno acquisendo la nostra cultura e i nostri modi di vivere, e tra questi modi di vivere c'è anche quello di non far figli o di farne molto pochi, e quindi il contributo su questo settore sta rapidamente diminuendo. Aveva ragione la dirigente scolastica a far vedere come i dati vengono distorti, per cui uno dice accidenti, sono 1 milione i minori stranieri presenti a scuola, e uno si immagina che ci sia questa invasione di nuovi arrivati da imparare. Nella scuola dell'infanzia di quelli che arrivano l'85-90% sono nati in Italia, parlano italiano, hanno un background migratorio come si dice. Purtroppo per la legge italiana fino ai 18 anni rimangono stranieri a tutti gli effetti, e questo crea un effetto distorsivo nella nostra percezione che, non dimentichiamoci, è anche preoccupante nella loro autopercezione, perché noi li cresciamo dicendogli che non sono italiani ma che devono fare gli italiani. Allora adesso, prima di sentire il professor Serra, vorrei vedere anche questo servizio proprio a Udine, Govetto su tasse, poi andiamo dal professor Serra. I cittadini di Udine hanno ritrovato in busta paga gli annunciati aumenti dell'IRPEF quadruplicata e della Tari alzata del 7,5%. Nei nostri studi già tempo fa l'opposizione con il consigliere Vidoni parlò di Udine capitale delle tasse. Alla provocazione del centrodestra il sindaco De Toni ha spiegato i motivi degli aumenti con i dati, ma anche con una delle sue battute, ovvero che come Robin Hood si sta rubando ai ricchi per dare ai poveri. Il consigliere Govetto non ci sta. Sì, De Toni dice che è Robin Hood che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Peccato che i ricchi a cui ruba, cioè il ceto medio, così lo dicono i dati, sono quelli che hanno un reddito superiore ai 15.000 euro. 15.000 euro di reddito! Questi sarebbero i ricchi a cui De Toni ruba, secondo lui, dove i poveri sono quelli che, i bisognosi, sono quelli che hanno meno di 15.000 euro di reddito. Ma chi ha 15.000 euro di reddito nel 2025, al giorno d'oggi? Lo sappiamo ed evitiamo di dirlo, però cioè, questa cosa è inammissibile, inammissibile. Cioè, qui si stanno tartassando di tasse i cittadini onesti, lavoratori, non ricchi,
che devono vivere tutto l'anno con 15.000 euro per dare i soldi a non si sa chi, in non si sa quali progetti, perché abbiamo visto che le progettualità, soprattutto nei confronti dei poveri, non funzionano. L'assessore ha rischiato di saltare ed è ancora sulla graticola. Certe frasi De Toni deve evitare di dirle. Auspicabile per l'opposizione un cambio di marcia da parte dell'amministrazione comunale. Chi è più vicino al sindaco comprenda queste cose e possa esserci un cambio di marcia. Io mi auguro veramente che possa esserci un cambio di marcia. La sua maggioranza deve fare qualcosa, bisogna fare qualcosa. Qua non siamo di fronte a Robin Hood, qua siamo di fronte a una persona incapace di governare, un'incapacità ormai certificata dai numeri, e sono passati meno di 2 anni e le persone che hanno un reddito superiore ai 15.000 euro hanno avuto lì l'addizionale IRPEF quadruplicata, la Tari schizzata, un sacco di altri costi, aumenteranno anche i parcheggi, un disastro. Leone da Trebaselle, che poi andiamo dal professor Serra. Grazie Leone, veloce. Ciao ragazzi, sono tutto io. Allora, la signora che ha chiamato prima, che vuole sapere dove sono andati a finire i suoi soldi, glielo dico io dove sono andati a finire: alla manutenzione del palazzo del Quirinale, che ci costa 4 volte quello che costa il palazzo reale inglese, a pagare gli stipendi dei nostri ambasciatori, visto che guadagnano più del doppio di quelli tedeschi, a pagare le pensioni di gioventù dei nostri ufficiali, visto che vanno in pensione prima di tutti gli ufficiali al mondo, e tutti gli altri sperperi che ci sono a Roma. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, prego professor Serra. Che cosa devo dire? La signora, per rispondere alla signora dove sono finiti i soldi della sua pensione, tenga presente che fino a 30 anni fa c'era il calcolo della pensione, veniva fatta, si dice, in termini retributivo, cioè se gli ultimi stipendi, e non in base contributivo, sia quanto avevo versato. Nei fantastici anni del boom, anni 50, 60, 70 e 80, c'erano le baby pensioni, quindi persone che sono andate in pensione a 40 anni e continuano a percepire la pensione. È vero che nel corso dei prossimi 10 anni, per una questione proprio anagrafica, le pensioni retributive spariranno e a quel punto si incomincerà pian pianino a risalire la china, però era proprio il sistema che era sbagliato. Quindi quello che le persone devono sapere è che fino a metà degli anni 90 la pensione verrà calcolata non in base a quanto uno aveva versato, ma in base agli ultimi stipendi. Ecco che quello ha fatto saltare la macchina. Più ci sono tutti gli sprechi che ci sono, ovviamente, quello che diceva anche il signore di prima, quello non fa altro che aumentare, però la base è delle pensioni contributive che iniziano nel 96-97, tutto lì. Antonio da Padova, vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Io, quando iniziai a lavorare, la mia busta paga era tassata al 16%. Io mi ricordo, perché le aliquote erano divise in 3 gruppi. Era il gruppo da 0 a 20 milioni era tassato al 15%, dai 21 ai 40 era tassato ai 30% e dai 41 milioni in su era tassato al 50%. Quindi le fasce meno ambienti, io mi ricordo che la busta paga era tassata al 15-16%, che poi dopo non parliamo le tasse quando andavi fuori a mangiare, così che erano al minimo. Adesso praticamente, perché la mentalità dei nostri politici è che bisogna salvare i conti e bisogna tassare, certo bisogna tassare, ma se tu governo mi porti via 10 o 15 mila euro all'anno anziché prendermene 4, 5, 6, io praticamente soldi per me non ne ho. Il dentista me lo pago a suon di mutui, le visite bisogna che me le pago, ma l'automobile, mi compro l'automobile, che tutti i giorni fanno vedere gli automobili, che si vendono automobili a 150, 200, 300 euro al mese e dopo, ma se non abbiamo i soldi, Dio santo, ma per quale motivo?
io capisco che c'è bisogno di soldi, ma comunque noi sappiamo che chi fa economia è il popolo, non sono i politici, perché i politici non hanno mai lavorato e forse loro di economia non ne sa niente, sono lì solo per mettere tasse, ma anche perché abbiamo anche dei stipendi da nababile dei politici, perché una volta un onorevole prendeva 3-4 volte un operaio, adesso si porta a casa 10-15 volte, e quindi non è colpa di chi non paga le tasse, è colpa che quando tu paghi le tasse i nostri soldi vengano spesi meglio, non buttati via. E poi non parliamo poi della guerra che c'è in Ucraina, che adesso 10, 15, 20, 30, 40, 50 miliardi e vanno in tasca al tossico. Ma cos'è questa storia qua? Ma noi dobbiamo pensare agli altri e abbandoniamo noi stessi. Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito anche Antonio, però professor Serra, poi risponderemo anche a Antonio, qualcuno però deve anche imparare a dire quello che è, che il carrello della spesa si è aumentato così, c'è anche perché c'è una speculazione senza controllo. Prego. Assolutamente sì, cioè che con l'avvento del mercato europeo e con delle normative europee che hanno privilegiato alcuni paesi e non certamente l'Italia, e questo sicuramente ne hanno una responsabilità i politici di allora e magari anche quelli di oggi, è che la filiera del consumo è aumentata in una maniera pazzesca. Chiunque vada a fare la spesa si accorge solo nella differenza di 2 anni fa o 3 anni fa quanto tutto e costa assolutamente di più. Però il problema è della filiera, ormai è in mano ai grandi gruppi vanno sostanzialmente a strangolare, mi passi il termine, al piccolo produttore con delle marginalità bassissime, e i grandi produttori hanno dei margini altissimi, perché ormai è tutta finanza, tutto qua. Questo è il problema, però ripeto, stiamo parlando di macroeconomia e non di vita di tutti i giorni. Però la macroeconomia poi si riflette sulla vita di tutti i giorni. Ma è proprio vero, professor Serra, che non abbiamo soldi, oppure è vero che i soldi vengono gestiti nella maniera che qualcuno vuole in base alla politica che abbiamo di turno? Perché io sono convinta che non sono i soldi che mancano, è che vogliamo capire, per quello io prima le avevo detto, ma dove vanno a finire tutti i soldi, come i soldi delle pensioni che diceva Paola, io ho pagato i contributi, alla fine dovrei avere quello che mi aspetta di diritto, una pensione adeguata. E invece ci ritroviamo con le pensioni da fame, con stipendi da fame. Lei giustamente ha parlato della filiera, io ne parlavo anche ieri, di questa filiera specialmente dal produttore al consumatore. Alla fine chi guadagna è l'ultimo anello della catena, che sono queste grandi multinazionali, e quello che veramente lavora non prenda niente, ma qualcuno non ci mette mai le mani, alla fine paga il produttore poveretto e alla fine la persona che va a fare la spesa. Diciamo ormai dal fruttivendolo è come andare in gioielleria. Ecco, io non so se si rendono conto che con quegli stipendi che abbiamo non ce la fanno. Io al banco alimentare posso dare i numeri. Lei pensa che qualcuno venga a vedere chi sono le famiglie che vengono al banco solidale, che non sono i barboni, ma sono famiglie che lavorano in 2 e non ce la fanno? Prego, professor Serra, come ci saluta? Sono d'accordissimo con lei, signora. Il problema è molto grande e di difficile dipanazione. Speriamo di avere qualche politico illuminato nei prossimi anni. Cosa vuole che le dica? Non dica niente, non dica altro, ha già detto tutto, qualche politico illuminato. Il problema è che li abbiamo, anche solo che la politica non li vuole, ecco, e noi ci ritroviamo invece che la meritocrazia in queste condizioni, perché veramente abbiamo avuto delle persone che non erano all'altezza del ruolo che ricoprivano, e compresi i burocrati. Grazie, grazie professor Gianfranco Serra. Sentiamo come ci saluta il professor Luca Agostinetto. Professore, come ci saluta? Ma io vi saluto in accordo con quanto diceva adesso il professor Serra, perché guardando la cosa da un altro punto di vista, anche il processo integrativo
degli stranieri è qualcosa che va governato e non va cavalcato per ottenere voti o per creare paura o confusione nelle persone. E abbiamo bisogno di politici illuminati e abbiamo bisogno di persone educate e informate e con un grosso senso civico che votino i politici giusti. Grazie anche al professor Luca Agostinetto, docente di pedagogia interculturale. Grazie, buon lavoro a tutti i miei ospiti. Pubblicità. Quello che fa più fastidio non è tanto lo schiaffo in faccia, il pugno, la pedata, quello che fastidio è il gesto. Ecco, è il gesto, cioè perché te la devi prendere con uno che alla fine non è qui né per disturbare né però per aiutarti. Ecco. Questo non lo riusciamo a capire. Cioè, cosa ti fa scattare il fatto di dover picchiare l'equipaggio di ambulanza che ti viene a dare una mano? Non se ne fa una ragione Matteo Tommasi, primario di Pedemontana Emergenza, dopo l'ennesima aggressione subita da componenti del suo staff nel corso di un intervento. È mezzanotte quando alla centrale operativa di Crespano arriva la segnalazione di un uomo in difficoltà, un 43enne italiano con forti dolori al braccio, all'interno della propria abitazione a Valdobbiadene, dove, oltre ai sanitari, arrivano anche i vigili del fuoco per l'apertura della porta. Una volta all'interno e dopo le prime cure, il paziente diventa una belva, complice l'alcol, calci, pugni, sputi, ne ha per tutti. Mentre un carabiniere viene ferito lievemente, la dottoressa di turno si deve rifugiare in bagno barricandosi. Il suo non è soltanto spavento. Direi più istinto di autoconservazione, cioè nel senso noi non possiamo permetterci di essere feriti o di aggredire nel momento in cui abbiamo bisogno di aiutare, cioè dobbiamo essere integri nella possibilità di poter intervenire. L'uomo viene fermato per resistenza pubblico ufficiale e portato in caserma, ma di fatto poche ore dopo è già libero nel malumore generale anche di esercenti e baristi. Si tratta di un pregiudicato, spesso molesto. Lo stesso Tommasi non nasconde la sua amarezza. Stanno parlando, visto che in regione stanno parlando delle bodycam, potrebbe essere un buon deterrente. Quello che manca è comunque la certezza della pena. Cioè, anche se ti porto le prove che mi hai aggredito e poi dopo 2 ore sei a casa tranquillo, tanto vale, insomma. Come è successo in questo caso? Come è successo in questo caso, quindi bisogna capire un attimo, cioè, è un discorso a tutto tondo, un po' che va oltre la parte sanitaria, cioè, c'è da rivedere qualcosa anche a livello di giurisprudenza, di tutto, insomma, di civiltà fondamentalmente. Ringrazio e saluto il dottor Paolo Rosi, direttore Dipartimento Regionale Sume 118. Grazie dottor Rosi, un pezzo che non ci vediamo, mi fa molto piacere averla ospite. Cosa sta succedendo? La sicurezza, quale sicurezza? Anche se denuncio la certezza della pena non c'è, però voi cercate veramente di salvare queste vite. Ecco, proprio l'importanza che voi ci mettete in questo impegno professionale determinante, l'orario, la cura. Cosa sta succedendo, dottor Rosi? Perché questa aggressività? Lei da tanti anni che si occupa di questo, ma negli ultimi periodi qui è da mettersi le mani nei capelli. Prego. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno agli spettatori, grazie dell'invito intanto. È un problema serio, ma credo sembra che non riguarda solo la sanità, perché il problema del rispetto nei confronti dell'istituzione, che sia la scuola, che siano le forze dell'ordine, è un problema che si sta estendendo a tutto il tessuto sociale, secondo me. Cioè, in questi anni vediamo proprio un atteggiamento conflittuale sul quale forse ha un po' spinto anche l'atteggiamento politico, insomma. Quindi questo mal di pancia continuo di cui soffre una parte della gente si tramuta spesso in atti di insofferenza o a volte anche di aggressione nei confronti sanitari, ma anche nei confronti delle forze dell'ordine. Credo che anche il servizio appena fatto dimostra che questa persona se l'ha presa anche con i carabinieri, non solo con i sanitari. Chiaro che i sanitari non sono preparati ad affrontare questa cosa, e poi c'è appunto questo
aspetto sconfortante che dal punto di vista psicologico è pesante, al di là della minaccia fisica, che sono qui per aiutarti e tu mi salti addosso, insomma. Quindi sì, una cosa molto, molto sgradevole. Dottor Rosi, ho avuto ospite la presidente della Croce Rossa di Treviso, la Cardarelli, la quale ha detto una cosa che io condivido molto. Ha detto: noi non possiamo più distribuire borse della spesa, ma dobbiamo fare formazione. Noi dobbiamo fare più formazione. E quello che ho notato, dottor Rosi, è che la Croce Rossa, come anche il suo mi sembra, abbiano tanti giovani, forse perché gli intrigati di più vengono intrigati di più, li mettete subito all'opera. Cosa ne pensa di queste riflessioni che faceva la Cardarelli, che io condivido? Più formazione, abbiamo bisogno, abbiamo già i banchi alimentari, ecco, voi dovete fare qualcos'altro, aiutare di più anche questi giovani a trovare dei percorsi che li intrighino di più. Prego, dottor Rosi. Ma su questo io sono d'accordo, insomma, la formazione è la base di ogni cosa. Noi siamo un servizio sì che attrae i giovani, è chiaro che noi abbiamo bisogno però di un livello elevato di prestazione che viene erogata, quindi sia nel campo professionale che nel campo del volontariato. Dobbiamo garantire all'utente un servizio altamente qualificato, non è più come una volta che bastava la persona volonterosa che correva veloce e che portava la barella. Oggi ai pazienti dobbiamo dare di più, dobbiamo dare un servizio di un livello adeguato e questo implica che dobbiamo investire molto in formazione sia sui professionisti sia sui volontari. Perciò è d'accordo? Dico sempre che il lavoro del volontario, la parte più grossa del lavoro volontario è proprio imparare, fra virgolette, il mestiere, cioè spende di più tempo in formazione che non quello che usa per aiutare gli altri. Perciò è d'accordo, dottor Rosi, con la Cardarelli di puntare più sulla formazione? Sì, la formazione è fondamentale. Adesso io dico la formazione e poi diventa anche l'educazione. L'educazione è l'unica cosa che fa crescere le nazioni, che fa crescere i popoli. E credo che anche se ritorniamo al discorso di prima della violenza, torniamo a un problema di educazione e di formazione, perché poi la base di queste lezioni quasi sempre c'è l'ignoranza. Allora, cos'è che la preoccupa di più, dottor Rosi, in questo momento così delicato dove veramente qualcuno deve capire che la formazione è indispensabile, ma dobbiamo iniziare a farla con la prevenzione, aiutando anche questi ragazzi a capire l'importanza della prevenzione con la formazione, perché bisogna formarlo questo ragazzo perché diventi un ragazzo bravo. Prego. Basta, adesso qui andiamo anche su un tema che va oltre le mie competenze, entriamo anche nello scenario del tema dell'educazione e della scuola. Io credo che ci sia un problema di ricostruire alcuni aspetti valoriali che sono stati minati negli ultimi anni, cioè il fatto che, dico solo, ogni opinione è valida. Ok, ognuno può dire la sua, però considerare che chi fino a ieri si è occupato di meccanica sia un esperto di vaccini e possa dare un parere autorevole sui vaccini, insomma, è chiaramente un elemento che rende fragile la nostra società. Cioè, questo fatto dobbiamo tornare a rivalutare la competenza. Qualcuno ha voluto smontare perché si parla di espertoni, di professoroni, eccetera. Insomma, bisogna innanzitutto ricostruire, secondo me, il sistema di valori che dà alla cultura, alla conoscenza il posto che deve avere in una società. Se noi smontiamo tutto questo, il sistema educativo fallisce, ma fallisce anche la società, perché al di fuori del sistema educativo la modalità con cui si trattano le informazioni che si ricevono è sempre la stessa. Io leggo 4 sciocchezze su internet e sono convinto di essermi fatto una cultura.
Molto chiaro, dottor Rosi, però gliel'ho chiesto perché voi siete a contatto con tantissime persone e soprattutto, ecco, questo, l'importanza di fare squadra tutti assieme, però ognuno nel proprio ruolo, con la propria esperienza. Il problema è che non si fa squadra assieme, ognuno va per conto suo e questo diventa veramente un dramma enorme, perché poi non riusciamo ad aiutare le persone che hanno bisogno. Ecco, se noi invece capissimo di più l'importanza della squadra, forse riusciremo ad aiutare molto di più. Anche lei fa squadra con il SUEM, c'è una squadra che opera, che lavora, ed è molto importante, una squadra che va d'accordo, che si capisce, basta un cenno e si capiscono. Ecco, cos'è la squadra per lei nel 2025 come assistenza? Prego, dottor Rosi. Beh sì, noi se non fossimo una squadra non andremo da nessuna parte, perché poi lavorando sui pazienti anche in scenari complessi, in incidenti stradali, in situazioni in cui bisogna fare tanto, bisogna fare in fretta e bisogna farlo in un ambiente che non è quello dell'ospedale, se non c'è una squadra in cui ognuno fa il suo compito e lo fa sincronizzato con gli altri, il sistema non può funzionare. Quindi noi nasciamo proprio con una struttura che favorisce il lavoro di squadra. Se qualcuno non fa la sua parte come in un'orchestra in questo sistema, fallisce, ma il lavoro di squadra noi ce l'abbiamo anche nella fase di studio, di pianificazione, di progettazione, per cui lavoriamo sempre assieme su questo. Però c'è di più, noi facciamo squadra anche con gli altri, perché facciamo squadra con i vigili del fuoco, facciamo squadra con le forze dell'ordine e anche con il personale sanitario, quindi in queste organizzazioni la squadra è indispensabile, come lo è secondo me dappertutto. Un motto che piace molto e che usiamo spesso è "Every dream needs a team", cioè se io voglio costruire qualcosa ho bisogno del contributo di più persone. E qui torniamo al discorso che dobbiamo essere aperti anche alle opinioni degli altri e saper sfruttare le competenze, assorbire quello che ci viene portato da ognuno dei nostri collaboratori e valorizzare il contributo di tutti. Molto chiaro e la ringrazio. Guardi cosa ho trovato, dottor Rosi, uno storico proprio di Antena 3, elicottero SUEM. Andiamo a vedere. E questo elicottero Augusta, parcheggiato provvisoriamente su un prato dell'ospedale al mare al Lido di Venezia, il nuovo fiore all'occhiello delle strutture di pronto soccorso della provincia di Venezia, ma anche di quelle di Treviso e in parte di Rovigo. È arrivato stamane direttamente da Roma senza scali intermedi e per un mese, a partire da domani 8 agosto, in fase sperimentale, darà il via al nuovo servizio di elicottero ambulanza. Interverrà per casi di primaria importanza e necessità come incidenti della strada e sul lavoro o d'altro che comporti comunque un trasferimento rapido del ferito all'ospedale più vicino. Inoltre, come è stato più volte ribadito nell'incontro di presentazione stamane presso l'ospedale del Lido di Venezia, presenti il presidente della provincia di Venezia Orlando Minchio, il vicepresidente Stefano Petris e l'amministratore delegato della società Elitrans che cura il servizio, sarà possibile anche trasferire nel più breve tempo possibile un malato grave da un ospedale all'altro della nostra penisola. Ma quante persone assistono il malato nel corso di questo trasferimento? Lo abbiamo chiesto a Silvio De Giuseppe, pilota e capo missione del servizio di elicotteri per il soccorso di Venezia. A bordo dell'elicottero viaggiano 3 persone più poi il paziente naturalmente, perché l'equipaggio è formato, l'equipaggio stand-by Alba Tramonto è formato dal pilota naturalmente, da un medico rianimatore e da un infermiere specializzato. Ecco, c'è bisogno per forza di un eliporto, di una superficie di atterraggio oppure no? Non c'è bisogno per forza di una superficie di atterraggio omologata, in quanto il soccorso va in deroga a circolari del Ministero dei Trasporti, dell'Aviazione Civile, e quindi l'elicottero come sua caratteristica può atterrare anche in brevissimi spazi, per cui è facilissimo attrezzare un ospedale per il soccorso e le ambulanze. Gli interventi dell'elicottero con la Croce Rossa saranno ovviamente gratuiti ed avverranno su chiamate ai tradizionali numeri del 113 della Polizia, il 112 dei Carabinieri o il numero dell'ACI, oppure con questo numero ora in sovraimpressione 041 76 82 23, corrispondente alla centrale operativa dell'ospedale al mare.
Le eliambulanze rimarranno in servizio attivo tutti i giorni fino all'8 settembre, dall'alba al tramonto. Per eventuali interventi notturni, tutto è subordinato al giudizio insindacabile del pilota dell'aeromobile. Allora, dottor Rosi, come commenta questo servizio? Abbiamo 3 numeri adesso, non abbiamo più tutti quei numeri. Cos'è cambiato? Ecco, è il suo parere, prego. No, vabbè, lì eravamo proprio agli albori, perché quello poi era stato un esperimento spot che era stato fatto su Venezia prima che ci fosse tutta la pianificazione regionale. Sono cambiate, direi che è cambiato completamente questo mondo, gli elicotteri sono diversi, le prestazioni sono diverse, voliamo di notte, insomma, quello era proprio qualcosa di pionieristico da cui siamo partiti in effetti, ma siamo arrivati a un livello che con una crescita che insomma è straordinaria. In 30 anni è proprio cambiato il mondo dell'aviazione, è cambiato il mondo di come sono organizzati oggi i servizi. Quante persone ci sono all'interno adesso di questi elicotteri? Adesso noi voliamo con 1 o 2 piloti a seconda che si voli di giorno o di notte, un tecnico aeronautico che insomma il tecnico, se per caso c'è un guasto, interviene, medico, infermiere e il tecnico del soccorso alpino anche, quindi questo le fa già capire come sia aumentata la dimensione rispetto a quella macchina che poteva portare 3 persone più il ferito. Ecco, avete capito quante cose impariamo anche questa mattina. Devo correre perché è arrivata anche Vanna Boscato, responsabile area esterna, la prima pietra. Grazie a Vanna Boscato di essere qui, veramente grazie, mi fa piacere rivederti Vanna, grazie. Soprattutto vorrei vedere anche questo video, il pregiudizio, e poi sentiamo cosa ci racconta Vanna Boscato, se è cambiato qualcosa anche per lei, per l'associazione, e cosa ci vuole dire. Andiamo a vedere il video, il pregiudizio. Sveglia fratelli, tiramo giù corpi da questi letti, ma non è una giornata con più prospetti, non te lo aspetti. Navighiamo nello stesso mare, viviamo nella stessa barca. Guardiamo la notte, la stessa alba, la stessa risposta, siamo ad aspettare. Dobbiamo aspettare, non moriamo adesso, non moriamo sai. I veri amici non esistono mai, i veri fratelli te li fai qua 24 ore sulla stessa stanza, aspettando che l'ultima a morire sia la speranza. Passano i giorni, passano i mesi, passano gli anni. Le celle sono riflettive, le guardie sembrano cattive, il tuo cuore è spezzato a metà, ti manca l'affetto di mamma e papà. 4 pareti, una speranza, 1000 sentimenti, pianti rinchiosi e silenziosi su questi letti. Scusate mamme, delle lacrime perdute, poiché tutti i ricordi sono diventate ferite. 4 pareti, una speranza, 1000 sentimenti, pianti rinchiusi e silenziosi su questi letti. Scusate mamme, delle lacrime perdute, poiché tutti i ricordi sono diventate ferite. Chiusi dietro i cancelli, vogliamo essere liberi come pipistrelli. Volare, volare, volare lassù mentre guardi giù. Uscire la notte, guardare il buio sotto le stelle, sognare una vita migliore fuori da ste celle. Primo pezzo che ecco qua, tu ancora fermo all'aldilà. Tutto il giorno ste carte da gioco, il mio cervello se ne va a fuoco. Mi sembra di essere il mago del blocco, ma io non sono uno che scrocco. Questa vita è una partita, aspetta un po', non è ancora finita. Allora Vanna Boscato, so che sei in Sicilia, beata te, vorrei tanto essere vicino a te, anche per me è una regione meravigliosa, dove si mangia strabene, dove si vedono delle cose incredibili che purtroppo molti di noi non hanno avuto la fortuna di vedere. Prego Vanna, cosa ci racconti? Questa canzone, queste parole, questa gioventù, non è una gioventù bruciata, è una gioventù da prendere per mano e capire. Avete sentito le parole di questa canzone e la musica? Prego Vanna. Allora, ciao Mirella, grazie del tuo invito, del tuo rinnovato invito. Ho sentito una parte, perché il collegamento è stato un po' impegnativo, del dottor Paolo di prima, e ho preso come tesoro, ma che è anche il nostro stile, fare squadra.
fare squadra, poi l'apertura e la valorizzazione. Ecco, questo è anche quello che facciamo noi come associazione La Prima Pietra, perché da soli non possiamo fare niente. E io sono 21 anni ormai che entro nel carcere minorile, però in 21 anni le cose sono cambiate, sì è vero, sono cambiate, c'è molto più impegno da parte anche delle istituzioni, però chissà come mai corre molto più veloce il fatto che i ragazzi sbagliano. E la canzone, io prendo proprio l'ultimissima parte, la partita non è ancora finita, è da qui che noi partiamo, dal cercare di esserci e di soccorrere quei ragazzi. Io l'ultima volta che sono stata in IPM è stata proprio domenica e devo raccontare che era diverso tempo che non entravo. Ultimamente purtroppo ci sono anche sempre più spesso situazioni difficili perché i ragazzi all'interno, sappiamo bene che la struttura di Treviso è una struttura che ormai non regge più e è quasi tutto pronto perché venga spostata a Rovigo. Le chiavi sono già in mano di Rovigo, anche la parte diciamo educativa è già pronta. Abbiamo una grossa carenza, che questa si riverbera in tutta Italia, delle forze dell'ordine, della polizia penitenziaria. Un po' si sta arenando sotto questo aspetto il cambiamento che dovrebbe arrivare per il primo mese dell'anno. Non si sa se realmente sarà così, proprio perché c'è questa carenza di organico di polizia, e infatti è stato aperto, comunque è partita quella che è quelli che sono i progetti in atto storici, come il progetto Voci di Dentro, Voci di Fuori con le scuole e altri progetti, compreso anche il nostro servizio di volontariato. Che cosa ho trovato io domenica pomeriggio? Ho trovato dei ragazzi che hanno fame di essere visti, hanno fame di essere affiancati e guarda, non abbiamo fatto grandi cose, siamo entrati in 5-6 volontari, c'è chi ha giocato con loro a ping pong, io ho giocato a carte con loro come altri volontari e questo alle volte è sufficiente per creare loro una mezza giornata, 2 ore di normalità. Forse noi dobbiamo aprire gli occhi per creare proprio situazioni per i ragazzi di normalità. Non nascondo però che stanno arrivando a fiumi le richieste da parte delle scuole. Non cito una scuola proprio perché non è giusto, ma sono stata chiamata veramente con un help. E noi non siamo persone titolate a certe, cioè non siamo psicologi, non siamo educatori, siamo quella parte di cittadinanza che si è resa attiva e non si gira dall'altra parte. E noi portiamo la nostra esperienza, ma questa scuola, una in particolare, è stato proprio un grido. Abbiamo bisogno perché i ragazzi stanno veramente sbagliando strada. E allora ecco questo fare squadra, questo metterci tutti insieme, anche con realtà che sono diverse da quelle che frequentano sempre il carcere, non necessariamente, però cercare di fare una rete nel territorio dove arrivare prima, arrivare già alle scuole, ma alle scuole medie. Io propongo sempre che si parte dalle scuole medie. Sono d'accordo con te, Vanna, e ti ringrazio anche per quello che hai detto. Dottor Osi, ha sentito cosa ha detto Vanna Boscato? Carenza di organico, soprattutto programmazione per aiutare a 360 gradi. Cosa ne pensa? Ecco, io sono dell'avviso che anche voi potreste fare molto con questi ragazzi. Io ho parlato col giudice Borille, lo dico anche a Vanna Boscato, ma anche con l'ispettore della Polizia di Stato di Roma, i quali, Vanna, sono contrari al carcere minorile. Dovremmo trovare
trovare altre soluzioni, ecco, cercare di trovare delle competenze all'interno di questi ragazzi, trovando loro una disponibilità di lavoro, di sport e di cura. Cosa dice, dottor Rosi? Lei accoglierebbe questi ragazzi, farebbe formazione a questi ragazzi sopra le righe che magari hanno anche una creatività e una competenza anche con questi nuovi strumenti che noi non immaginiamo? Prego, dottor Rosi. Sicuramente, allora lavorare nel nostro ambito è una cosa molto delicata e richiede una competenza, però noi abbiamo la possibilità di trasmettere nozioni, per esempio la capacità di fare il primo soccorso, di usare un defibrillatore, quindi sono attività che sicuramente danno una competenza in più, su quali noi anche con la Croce Rossa, con l'altro centro di volontariato siamo presenti, e quindi ben volentieri siamo disponibili anche a questo specifico ambito. La carenza di organico l'ha mai sentita? E quanto è importante la programmazione, dottor Rosi? La carenza di organico, lei lo sa, se ne parla in ambito sanitario, è un problema grosso. È un problema grosso soprattutto motivare nuovamente il personale a scegliere, le persone a scegliere la carriera sanitaria, sia come infermiere come medico. Oggi non hanno più quell'attrattiva che avevano anni fa, per cui è anche un problema di vocazione prima che di organico. E l'organico è purtroppo una lotta, non è solo un problema di programmazione, è proprio un problema di riempire i buchi. Chiaro che se avessimo più persone lavoreremo tutti meglio. Ecco, a volte la gente è costretta a fare i salti mortali per garantire la continuità del servizio. Vede, dottor Rosi, io sono convinta che bisogna iniziare, e poi vorrei sentire anche Vanna Boscatto, da ragazzi a capire. Prima parlavo col professor Zanus che era d'accordo, ma anche col professor Cillo, veramente con tantissimi illuminati, di aprire di più gli ospedali a questi ragazzi, farli entrare, toccare con mano quelle che sono le realtà, vedere chi è più indirizzato verso una cosa, verso un'altra, perché noi bisogna che riusciamo a capire che dobbiamo iniziare da questi giovani, saranno loro che ci cureranno nel futuro, si spera, e dobbiamo fare la formazione, dobbiamo capire le tendenze che hanno, dove vogliono apparare, cosa gli intriga. Cosa dici, Vanna Boscatto? Prego. Bravissima Mirella, guarda, hai colto proprio il segno. Allora, premetto che stanno aprendo 3 istituti nuovi minorili in Italia. Io non sono per dire chiudiamo tutti gli istituti, no, forse un piccolo stop alle volte è necessario per salvare una vita di un ragazzo. Io ricordo, vado sempre a ricordi, che stavamo accompagnando io e il cappellano un ragazzo in permesso premio a casa sua, e lui era seduto dietro in macchina e ci ha detto: sapete che se non andavo in carcere io oggi forse sarei morto? Ecco, probabilmente la strada che aveva preso, che era la strada della tossicodipendenza, era abbastanza grave, tanto da insomma compromettere quello che sarebbe stato il suo futuro. Ecco, però da lì a dire che dobbiamo aprire istituti nuovi, questa la dice lunga sul fatto che sì, è vero, io rinchiudo il ragazzo, ma sto facendo la cosa che è un bene per il ragazzo? Alle volte all'interno si creano situazioni che sono, fra virgolette, scusate il termine, tossiche per una, guarigione, per una nuova, per ricostruire la vita del ragazzo. Per cui questi 3 carceri nuovi io li vedo veramente in più. Non dico togliamoli, però dobbiamo pensare in un altro modo. Ecco, mi piace come hai descritto prima tu, infatti io penso che dobbiamo dare responsabilità ai ragazzi, dobbiamo credere nei ragazzi e, come dici tu, cercare di tirare fuori quelli che sono i loro talenti. Ma lo dobbiamo fare sin da piccolini, perché poi quando arrivano a una certa età alle volte è tardi.
Senti Vanna, io sto preparando, vediamo se andrà in porto un progetto, poi ti coinvolgerò se avrai piacere, mi servirebbe proprio la tua professionalità e la tua competenza proprio per cercare di dare delle risposte, perché quello che vedo, Vanna, è che siamo in tanti ma ognuno ha il proprio conto, ognuno fa le proprie cose e non riusciamo ad arrivare da nessuna parte, c'è una solitudine che spaventa, i suicidi dei ragazzini, ecco queste nuove patologie, non uscire più di casa, chiudersi nelle stanze, nessuno ne parla, pochissimo. Io sono convinta che devono essere questi ragazzi che devono entrare in queste stanze e far capire a questo ragazzo che c'è un altro mondo, non quello di cui ha paura e di quello che lui teme, ma soprattutto si parla molto ma si fa poco, non si agisce. Invece i ragazzi hanno bisogno di azione, hanno bisogno di immagini forti, hanno bisogno di diventare protagonisti. Ecco, forse dobbiamo capire di più chi siamo e dove vogliamo parare, e sto parlando delle associazioni del volontariato. Ecco, cosa ne pensa, dottor Rosi? Ecco, cercare proprio di far capire anche, ad esempio, col suo e col 118 già fate tanto. Io mi ricordo quel ragazzino che ha soccorso questa persona che ha avuto un infarto per strada e ha detto: ho imparato a usare il defibrillatore a scuola. Era la prima volta che lo usavo, ma sono riuscito a farlo e l'ha salvato. Capisce l'importanza di quello che fate, di quello che dite? Non è vero che questi ragazzi se ne fregano, mettono in atto quello che fanno. Il massaggio, l'ha fatto il massaggio, non l'aveva mai fatto, ma l'ha fatto bene. Vuol dire che il vostro insegnamento è fondamentale. Prego, dottor Rosi. Vabbè, sono assolutamente d'accordo, noi abbiamo investito molto su questo, anche proprio col contributo volontario del nostro personale, che sa che trovare qualcuno che ha già fatto qualcosa quando arrivi sul luogo di un evento ci dà una mano, prima di tutto al paziente, perché a volte è determinante per salvare la vita, ma anche a noi, perché ovviamente lavoriamo in situazioni meno critiche. E quindi sì, siamo assolutamente disponibili su questo, ci crediamo fortemente nella diffusione di queste conoscenze e poi sì, sono convinto che sì, i ragazzi hanno voglia di imparare, magari siamo noi che non gli diamo gli elementi per imparare, non gli diamo cose stimolanti, non gli diamo cose che possono essere in grado di mettere in pratica, e quindi concordo con lei. Grazie, veramente grazie al dottor Paolo Rosi, direttore Dipartimento Regionale SUEM 118. Hai sentito, Vanna, abbiamo un altro alleato, se andiamo in porto, magari tu arriverai anche tu dal dottor Rosi, magari cercare di portare programmando qualcosa di concreto e di valido per aiutare. Come ci saluti, Vanna? Cosa vuoi dire? Hai 2 minuti. Sì, innanzitutto sono felice di aver conosciuto il dottor Paolo Rosi e lo ringrazio per le sue parole di sensibilità, e noi non molliamo, ecco, non molliamo perché vogliamo il bene dei ragazzi, amiamo i ragazzi e soprattutto desideriamo lasciare il testimone, cioè cercare di creare un nuovo mondo che sia un mondo sereno. Senti Vanna, cosa vuoi dire a quei genitori che non riescono ancora a capire cosa vuol dire l'importanza di avere un genitore autorevole, un genitore che basta guardare il figlio negli occhi per far capire che veramente il percorso è un altro che deve fare? Mi sembra che questi genitori mettano questi ragazzi sotto una bolla e difendono l'indifendibile a volte. Cosa vuoi dire a questi genitori, Vanna? Qui mi tocchi un po' anche nel personale, nel senso che ho una storia che mi tocca da vicino, che veramente i 2 genitori stanno facendo di tutto e di più per il loro figliolo che ha 16 anni. Ok? E alle volte però quel tutto e di più non è comprare la scarpa di marca, la maglia di marca oppure la moto, perché così ti impegno il tempo. E alle volte serve proprio anche quella mossa in più, che può essere anche l'autorevolezza. E questo, io credo che tanti ragazzi che sono figli, perché adesso non è che dobbiamo andare in cerca delle famiglie sgangherate e basta, assolutamente no, ma tanti ragazzi che sono figli di famiglie normali, diciamo così,
fanno fatica perché il mondo esterno attrae e alle volte loro hanno, per paura di perderli, concedono. Ecco, io, come dici tu, chiederei più autorevolezza. Forza che ce la facciamo. Grazie veramente, grazie a Vanna Boscato, responsabile area esterna alla Prima Pietra, grazie a Paolo Rosi, direttore Dipartimento Regionale SUE 118, veramente grazie, in bocca al lupo a tutti voi, state facendo un lavoro meraviglioso per tutta la comunità e penso che dobbiamo sempre essere grati a queste persone. Grazie a te Mirella, che sei sempre in linea, sei sempre che combatti contro quello che non funziona ma che tu lo vuoi far funzionare. Grazie di cuore. Ciao Anna cara, grazie. Ciao. Adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è anche il vostro assegno. Grazie. Oggi siamo sotto questo meraviglioso albero che ci protegge, è un albero meraviglioso, un pioppo secolare, perché deve proteggere la nostra Viviana. Eccola qua, ciao Vivi! Ciao Mirella. Come va? Abbastanza bene. Sono contenta. Allora, raccontiamo un po' il tuo percorso, cosa stai facendo? Allora, partiamo che sono inserita in una famiglia del progetto IESA, che praticamente sono adulti che prendono in affidamento altri adulti inseriti comunque nel CSM, seguiti dal CSM. Che sarebbe? È Centro Sanità Mentale. Io sono seguita dal CSM perché a gennaio dell'anno scorso ho tentato il suicidio e non ho famiglia, non ho nessuno a cui appoggiarmi e chiaramente avevo detto che se non c'era una soluzione migliore avrei ritentato il suicidio perché in quelle condizioni non avrei continuato a vivere. Allora, siccome non è semplice trovare una famiglia IESA, intanto ho fatto 4 mesi in una comunità terapeutica. Viviana mi ha chiamato perché purtroppo faceva un lavoretto, però questo lavoro adesso al momento non c'è più e perciò lei non ha nessun soldino. E come fa, poveretta? Non può spostarsi perché non ha la patente, non ha niente. E allora è intervenuta la grande famiglia perché noi li assistiamo queste persone, non è che le prendiamo una volta, noi, ripeto, non facciamo scoop con queste persone, noi proprio le accompagniamo finché loro non trovano la strada giusta e sono indipendenti. Siccome Viviana non è ancora indipendente, ci siamo noi, perché i soldi che voi ci date servono a questo, ad aiutare queste persone. Queste sono brave persone, persone che hanno sofferto molto. Allora sai cosa ti dico, Viviana? Che adesso ti do una cosa. Chiudi gli occhietti, apri gli occhietti, eccolo qua Viviana. Questo è tutto per te. Sono tanti? Cosa vuol dire ricevere? Perché spiega cosa vuol dire avere 2 soldini in tasca e non aver niente, Viviana. Ti senti libera. Allora, io ho una bicicletta, sempre grazie a te, però purtroppo è più le volte che si rompe che altro. Io sono andata in giro a vedere di biciclette nuove, ma meno di un certo prezzo non le hanno. E questo vuol dire che mi posso prendere la bicicletta nuova, che perciò posso muovermi, perché dove posso vado con la bicicletta, non è che prendo i mezzi volentieri. E poi avrei queste scarpe qua che sono rotte e sempre 2 cosine. Sì, ma allora la sorpresa non è finita qua. Tieni sto microfono. Vieni duro. Ecco qua il secondo regalo. Bicicletta nuova. Guarda. Te l'aspettavi? No. Cosa si prova? Non so, cioè non so, non ho parole. Allora, visto che non hai le parole, di un grazie a sta grande famiglia che veramente ti vuole bene. Grazie tantissimo e vi auguro di avere sempre una vita serena, perché
Quando sei sereno, sei in pace con tutto.